Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, sono le 7 di mercoledì 17 giugno, quest'oggi dalle 8 alle 9 come primo ospite della trasmissione. Dopo la rassegna stampa avremo il consigliere comunale della lista Russo, Franco Alberto Pasino, dalle 9 alle 10:15 invece sarà con noi Dino Zappador dei pensionati. Leggiamo la pagina meteo, la situazione descritta dal sito dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, un promontorio anticiclonico si affermerà progressivamente sull'Europa centro-meridionale determinando afflusso di correnti progressivamente più calde sia in quota che nei bassi strati. Le previsioni per oggi, mercoledì 17, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, dalle ore centrali cielo variabile sulla zona montana. Nel pomeriggio sarà ancora possibile qualche locale rovescio o temporale sulla zona montana, venti a regime di brezza, temperature minime 19-22 gradi, massime 26-29 gradi centigradi. Per domani, giovedì 18, al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, di pomeriggio variabile sulla zona montana, dove non si esclude qualche locale rovescio o temporale. Venti di brezza, temperature massime sopra la media del periodo. Toccano infatti per quanto riguarda le previsioni di domani, le massime toccano fino ai 31 gradi centigradi. La proiezione della settimana fino a sabato con cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, sulla zona montana ci sarà sempre variabilità con possibili locali rovesci verso il Cadore, ma di fatto tendenzialmente almeno sulla costa, sulla Venezia Giulia dovrebbe esserci bel tempo fino a sabato. Andiamo a leggere i titoli del piccolo di quest'oggi, mercoledì 17 di giugno. Vannacci aggancia il Carroccio, SVG dà il generale al 5,3%, l'analista dice la Lega a due vie, l'estrema destra o la linea Zaia-Fedriga, legge elettorale in retroscena, la Russa tratta con il Partito Democratico, Forza Italia a congresso in Friuli Venezia Giulia, liti e poltrone. Questi approfondimenti politici nelle prime pagine del giornale. Alla centro invece la foto di ricordo di Fulvio Costantinides, per 43 anni patologo forense della cronaca nera triestina, medico e mecenate, viene così ricordato alle pagine 22 e 23 del quotidiano locale. Poi vedremo anche il servizio realizzato da Marco Stabile, andato in onda ieri nel telegiornale di Tele4. Per quanto riguarda la situazione estera, G7, prove di disgelo tra Meloni e Trump, per l'Occidente conta solo l'unità. Questi gli scenari internazionali con i big delle nazioni che si sono ritrovati a Evian. Hormuz e i rischi di dipendere ancora dal greggio, è l'articolo di Francesco Morosini a pagina 2, visto che Hormuz riapre, l'effetto della tregua forse fragile tra Teheran e la Washington di Trump. Tutte le mine sparse sulla rotta delle petroliere, una solida quota del nostro futuro dipende da quante mine fluttuano attualmente nello stretto di Hormuz, di fatto, con le navi che sono state inviate proprio per sminare il passaggio via mare. Delitto di San Stino, trovato il corpo della zia, il ragazzo ha tentato anche di darle fuoco, pagina 10 e 11. Il mare in Friuli Venezia Giulia, la goletta verde, controlli ok, Alto Adriatico, mai così pulito, lo riporta Goletta Verde nel suo rapporto annuale sullo stato delle acque del Friuli Venezia Giulia. Il piano per l'estate contro degrado, droga, risse e movida selvaggia a Barcola, pattuglie fisse di vigili urbani, vedremo all'interno delle notizie di cronaca. Poi un incendio ieri sera a Muggia, appartamento distrutto dal fuoco, 4 gli intossicati, tra poco vedremo le immagini relative a questo incendio che si è sviluppato ieri sera e ha impegnato per buona parte della prima nottata i vigili del fuoco a Muggia. Il ramo crollato in giardino pubblico, alberi da testare, poi la riapertura. In via commerciale sono iniziati i lavori, deviazioni e primi disagi per la chiusura del tratto basso di via commerciale tra piazza Casali e via Sant'Anastasio. Calcio, intervista, Petagna, torno in Serie A e punto al gol numero 50. Guido Roberti lo ha intervistato e c'è tutto a pagina 34. Il nonno del campione racconta i cobolli da Capodistria a Roland Garros, mio nipote ha 3 anni con la racchetta in mano, nonno e nipote. I cobolli alla pagina 16 del piccolo
raccontano di loro stessi. Queste le prime notizie del Piccolo, la pagina principale. Prima di vedere quanto accaduto a Muggia con i video e le foto dei vigili del fuoco che hanno testimoniato proprio l'imponente dispiegamento di forze messe in campo per spegnere questo incendio, dove fortunatamente non si contano feriti gravi o comunque disagi alle persone da un punto di vista di salute. Sicuramente c'è un gran disagio che invece ha a che fare con il dover abbandonare il proprio alloggio, ma su questo ci arriviamo nel racconto. Prima però andiamo a vedere queste due situazioni descritte dalla prima pagina del Piccolo. In primis la chiusura di via Commerciale, che a partire da ieri ha comportato modifiche alla viabilità tanto privata quanto del servizio di trasporto pubblico. Gli autobus delle linee 28, 64 e la 30 negli orari deputati della linea 30, che non percorre quotidianamente la via Commerciale. L'apertura di via Sant'Anastasio nella parte che proprio si affaccia su via Commerciale con la rimozione dei paletti, e quindi anche la istituzione di via Pauliana come unico senso per andare in centro per chi viene proprio da via Commerciale. Facciamo il punto nel servizio. Ore 8:45, il sindaco di Piazza e l'assessore Babuder tolgono i paletti di delimitazione pedonale da via Sant'Anastasio, che diventa la temporanea carreggiata in risalita per le linee degli autobus 28, 64 e 30, quest'ultima limitatamente alle corse dopo le 22, quelle festive, per consentire l'avvio dei lavori ai sottoservizi da parte di Acegas, APS Amga nella porzione più bassa di via Commerciale. 18 mesi di intervento previsti dal cronoprogramma complessivo, con cantiere organizzato per fasi successive per impattare il meno possibile sulla circolazione. La prima fase dovrebbe concludersi l'11 settembre. Registrato il primo passaggio senza problemi di sorta per la linea 28, le considerazioni sull'intervento del primo cittadino. Dobbiamo fare una manutenzione straordinaria in via Commerciale, perché abbiamo chiuso alcune strade, abbiamo riaperto via Sant'Anastasio, insomma ci sarà un po' di problemi, ma dobbiamo fare questo perché manutentare vuol dire risparmiare, nel senso che quando abbiamo fatto le rive, tanto per dire, abbiamo risparmiato il 2% di acqua a livello della città, per cui sono tanti denari. Dunque il tratto obbligato in discesa da via Commerciale lungo via Pauliana, forse il punto più delicato, dove si sono formati degli incolonnamenti a seguito della presenza di 2 semafori in serie in direzione Piazza Libertà. Per ovviare al problema è già in corso una riprogrammazione degli impianti utile a fluidificare il traffico, specie nelle ore di punta per i tragitti casa-lavoro nel fondamentale asse di collegamento fra il centro città e il Carso. L'importante intervento di programmazione avviato dall'assessorato alle politiche del territorio diretto da Michele Babuder insieme con Acegas, APS e Amga nasce dall'esigenza di rifare completamente in primis le fognature, ma anche la rete idrica ed elettrica tra Piazza Casali e via Sant'Anastasio. Lo scopo in particolare è potenziare anche la rete fognaria al fine di collettare anche le grandi masse d'acqua che si scatenano in presenza delle bombe d'acqua per quanto possibile, diciamo, nei momenti di punta. Parte questo primo intervento che è parte del primo stralcio, quindi chiusura da oggi dalla piazzetta fino alla via Sant'Anastasio, poi il primo stralcio proseguirà pian piano fino ad arrivare all'altezza del civico 35 che è in via Cordaroli, che è, diciamo, all'altezza di via Cordaroli. Questo primo stralcio inizia oggi, terminerà l'11 settembre e poi si passerà con successivi stralci fino a coprire la lunghezza che vi ho indicato. Questo su via Commerciale. Poi c'è il giardino pubblico chiuso per la caduta di un grosso tronco che ha ferito un ragazzo di 25 anni proprio all'interno del giardino pubblico. Ieri mattina, dopo via Commerciale, il sindaco, l'assessore Babuder e il dirigente comunale hanno fatto un sopralluogo proprio nell'area verde. Questi sono i monconi dei 2 grossi rami dell'albero secolare del giardino pubblico che ieri sono finiti addosso a un passante. Sono impressionanti le dimensioni della porzione di Pocastano crollata nel giardino pubblico Muzio de Tomasini e finita addosso a un 25enne che ha riportato traumi al torace e alla testa. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, ma l'incidente, avvenuto poco dopo le 19:30 di lunedì 15 giugno, ha reso necessaria la chiusura del giardino comunale e il sequestro dell'area dell'incidente da parte della Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo sul caso.
Che ieri sera sono venuto per cercare di avere subito notizie, mi conforta che non ci siano state delle lesioni apparentemente gravi. Ovviamente il pensiero, non ho avuto ancora modo di incontrare la persona che si è infortunata, ma va a chi ha subito, ecco, questa che per fortuna è andata bene come vicissitudine. Naturalmente spesso si associano il taglio degli alberi, i controlli a polemiche, e in questo caso invece si dimostra che nonostante numerosi controlli e molta attenzione può succedere comunque l'imprevisto e l'imprevedibile in alcuni casi. L'Ippocastano è iscritto all'elenco degli alberi monumentali in Italia, soggetti a verifiche speciali tipiche delle alberature con diametro del tronco superiore al metro. Un ippocastano monumentale che è stato oggetto di 11 controlli dal 2023 in poi. È sempre stato classificato dai professionisti incaricati a basso rischio. L'ultimo controllo è il 2024 e un ricontrollo prescritto nel 2027. Adesso siamo in attesa di sapere dall'autorità giudiziaria se potremo procedere alla messa in sicurezza e poi faremo dei controlli più accurati nella zona di cedimento. Un incidente imprevisto che pone però l'accento sul necessario e importante lavoro fatto quotidianamente dall'area interventi sul verde e alberature del Comune di Trieste, spesso impropriamente nell'occhio del ciclone per proteste legate alla richiesta di non abbattere alberi da parte di comitati più o meno improvvisati, anche quando i tecnici ravvisano potenziali elementi di pericolosità. Come Comune dall'inizio degli anni 2000 abbiamo sempre fatto tutti i controlli, ne facciamo 7-8 mila all'anno, affidati a gente di un'elevata professionalità, il che non esclude perché il rischio zero in natura non esiste, però gli abbattimenti sono tutti fatti a tutela della pubblica incolumità. Io sono qui da 11 anni, non abbiamo mai fatto abbattimenti per altri motivi. Andiamo a Muggia ora con questo incendio importante che si è sviluppato in un appartamento, in una palazzina di via Meccanici, come riporta anche la pagina del Piccolo che vedete alle mie spalle, che ora vedete invece in impressione, insomma in grafica a video. Alloggio distrutto dal fuoco, 4 intossicati a Muggia. L'allarme è scattato alle 22:10 di ieri. I vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Muggia, una squadra, l'autobotte, l'autoscala e i funzionari di guardia della sede centrale, proprio in via Meccanici a Muggia, per l'incendio di un appartamento al terzo piano di uno stabile di 4 piani. All'arrivo sul posto i vigili del fuoco, tutti gli inquilini del condominio erano già usciti dai propri alloggi. I pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell'incendio che aveva già coinvolto l'intero appartamento, riuscendo ad evitare la propagazione delle fiamme agli alloggi adiacenti. Il personale sanitario arrivato sul posto ha visitato gli inquilini dello stabile, disponendo il trasporto all'ospedale di 2 persone che avevano inalato i fumi della combustione. Al momento dell'intervento l'incendio è stato spento ed sono partite attorno a mezzanotte le operazioni di bonifica delle parti andate a fuoco, alle quali poi è seguita la messa in sicurezza dell'intero condominio. In fase di accertamento delle cause dell'incendio anche la Polizia di Stato sul posto per i rilievi del caso. Le fiamme, come vedete anche dalle immagini, erano piuttosto visibili e importanti. Il dispiegamento di forze ha permesso però una rapida risoluzione del problema. Per rapida intendiamo comunque qualche ora per completare tutte le bonifiche e tutti i dovuti accorgimenti onde evitare la riaccensione di fiamme occultate o comunque considerate spente inizialmente. Quindi la meticolosa operazione dei vigili del fuoco ha poi permesso di ristabilire la sicurezza soprattutto delle persone. Poi al vaglio sia le cause che lo stato del condominio, proprio per quanto riguarda la tenuta strutturale dello stesso. Le cause del rogo, come leggiamo anche dal Piccolo, non sono ancora certe, in fase di accertamento da parte del personale dedicato. I pompieri hanno lavorato per ore anche alle operazioni di bonifica, come detto, leggo dal Piccolo, per mettere in sicurezza gli ambienti e accertare che non ci fossero residui di monossido di carbonio, che sappiamo essere poi il nemico invisibile che può nascondere problemi di natura respiratoria e di intossicazione per chi dovesse inalare proprio il monossido di carbonio. Torniamo indietro, ma giusto di qualche pagina, perché con la rassegna stampa ci riportiamo
indietro verso l'inizio della sezione delle notizie di Trieste, sempre dal piccolo, con l'estate. L'estate è la polizia locale, in questo connubio si sposa come? Con dei controlli a Barcola. La polizia locale rafforza la vigilanza fino a settembre con pattugliamenti fissi per combattere fenomeni come degrado, violenza, bullismo e spaccio, monitorata anche la viabilità visto l'aumento degli incidenti in Viale Miramare, ed è stato fatto un punto della situazione ieri proprio al piazzale che precede l'inizio della pineta in direzione Miramare, con l'assessore comunale De Gavardo e il comandante Milocchi, nonché gli agenti della polizia locale presenti sul posto. Parallelamente, dicevo, inizieranno anche dei controlli Movida che, così come tutto il resto della città, interesseranno anche questa zona. Non solo di giorno, controlli potenziati anche di sera per scongiurare le azioni dei Maranza. Barcola nel mirino della polizia locale, una risposta anche alle richieste di alcuni residenti della zona presenti alla conferenza stampa che hanno lamentato episodi di degrado e disordini soprattutto nelle ore serali. Dunque contrasto a spaccio di droga e violenza, agenti dedicati in zona sia con l'impiego del nucleo interventi speciali che con il reparto motorizzato che ogni giorno pattuglieranno la riviera barcolana. Non solo, più pattuglie sul litorale in vista dell'incremento del traffico nella stagione estiva. Solo nell'estate dell'anno scorso a Barcola si sono verificati 55 incidenti, mentre da maggio di quest'anno sono stati 10 i sinistri rilevati, 8 con solo danni e 2 con feriti. Non solo prevenzione e repressione, gli agenti saranno a disposizione di residenti e frequentatori di Barcola per qualsiasi segnalazione. Il servizio è iniziato e durerà fino a settembre. Questo controllo speciale di Barcola, 4 persone, 2 del nucleo interventi speciali e 2 del reparto motorizzato con competenze diverse che vigileranno e saranno a disposizione della cittadinanza. Un servizio che nasce appunto 4 anni fa su segnalazione, su richiesta di tanti cittadini, e cerchiamo di fare deterrenza, di incontrare la cittadinanza e di essere a disposizione di tutti, anche dei turisti che cominciano a frequentare numerosi la riviera barcolana. Leggiamo sempre dal piccolo, accanto a questa notizia dei pattugliamenti della polizia locale, come stia arrivando la prima ondata di caldo. Le massime arriveranno fino a 33 gradi centigradi, con il meteo e l'allerta alla massima attenzione proprio per il grande caldo in arrivo. La prima ondata, l'alta pressione di matrice nordafricana, leggiamo, porterà a un progressivo aumento delle temperature con valori sopra la media del periodo e condizioni di caldo più afoso. La svolta è legata all'espansione verso il Mediterraneo di un promontorio anticiclonico subtropicale, il cosiddetto anticiclone africano, che richiamerà masse d'aria calda proprio dal Nord Africa. Cronaca anziana colpita da un infarto, muore in Galleria Protti, una triestina di 85 anni, vani soccorsi prestati prima da 2 infermieri che erano in zona e poi dai sanitari del 118. Qui l'intervento in corso nella foto proprio da parte del 118, Galleria Protti, siamo 2 passi da Piazza della Borsa, dove fra l'altro dietro a una di quelle colonne della galleria è posizionato un defibrillatore utilizzato proprio da chi è intervenuto per primo. I 2 professionisti che erano lì hanno utilizzato il defibrillatore automatico esterno collocato a 2 passi proprio per fare fronte alla situazione di emergenza. Stando però a quanto si apprende, l'anziana non aveva un ritmo cardiaco defibrillabile e quindi il dispositivo non si è attivato. Numerosi testimoni che hanno assistito alla scena, come si può immaginare anche la zona della città molto frequentata. La signora è stata colta da un malore in pieno centro in mezzo ai passanti. Come detto, non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatare il decesso dell'anziana da parte dei sanitari poi arrivati sul posto, non solo quelli che hanno prestato inizialmente il servizio, che non erano in turno, ma proprio quelli chiamati per cercare con mezzi e strumenti adeguati di salvare la vita all'85enne che purtroppo non ce l'ha fatta. Ramo crollato, alberi da testare, giardino pubblico ancora chiuso, l'abbiamo visto prima nel servizio curato da Marco Stabile, verifiche anche su altre piante, esclusi i rischi. L'ippocastano lesionato a 180 anni, dal 2003 è stato monitorato ben 11 volte dagli esperti, questo dicono le perizie
sull'albero che ha visto un suo tronco cadere in giardino pubblico. I resti dell'ex postino nel pozzo, nominato il tossicologo forense, con le indagini, sono 3 gli indagati per concorso in omicidio, occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato. Un nuovo esperto si aggiunge al pool di periti che lavora attorno ai resti del triestino Vito Mezzalira, l'ex postino in pensione scomparso nel luglio del 2019 da Poggio Terza Armata Sdrausina, frazione di Sagrado, i cui resti ossei sono stati ritrovati nel novembre scorso, sepolti a 4 metri di profondità nel pozzo cementato del giardino della sua villetta. La Procura di Gorizia, con a capo Massimo De Bortoli, ha nominato ieri il tossicologo forense Domenico De Candia, che andrà ad affiancare le 2 perite già incaricate a gennaio dal giudice per le indagini preliminari Caterina Caputo, il medico legale Alessia Viero e l'antropologa forense Deborah Mazzarelli, quindi si affianca un terzo specialista. Cronaca: maltrattavano le compagne, condanne e rieducazione, alla sbarra 2 uomini violenti, botte e minacce quando erano ubriachi, 2 anni di carcere ciascuno, pena sospesa. Morto il medico legale Fulvio Costantinides, era sempre alla ricerca della verità. Aveva 72 anni, una vita spesa da professionista puntuale, in prima linea, chiamato a dare risposte per quasi mezzo secolo ai casi di cronaca nera. Il ricordo dei colleghi, prima di tutto il lavoro, non andava in vacanza. Jeep verde militare, capelli arruffati, occhiali calati sul naso e un taccuino, i segni distintivi di Costantinides, di cui ricordo, la cui profilo è stato riepilogato nel servizio che vi proponiamo. Arrivava al volante del suo Defender color verde, gli occhiali rettangolari, i baffi e l'immancabile senza maniche caccia e pesca. Fulvio Costantinides non era un, ma il medico legale di Trieste. Il patologo forense e docente universitario è morto nella notte all'età di 73 anni. In pensione dopo 40 anni ha realizzato le perizie sui gialli più complessi che la cronaca giuliana ricordi. Personalità di spicco del mondo dell'anatomopatologia italiana, con 100 pubblicazioni all'attivo, era professionista ma schivo, mai loquace davanti al microfono, nel solco del segreto professionale e investigativo. Di solito, come nel caso del delitto di Gretta nel lontano 2011, il commento restava nel solco del consueto: bisogna vedere con l'autopsia. Cioè qui è difficile dire che cosa abbia cagionato veramente il decesso. Solo l'autopsia potrà dirtelo. Per sentirlo parlare in modo diffuso, se non una lezione o un convegno, bisognava assistere a qualche procedimento giudiziario dove interveniva per dirimere questioni tecniche circa l'ipotesi sulla dinamica di un delitto, come quello che nel 2014 costò la vita a Don Rocco. La diagnosi arriva facendo, mettendo assieme tutti i sensi, però se qualcuno manca non cambia assolutamente nulla. Nell'ultima parte di carriera il suo nome è rimasto legato a doppio filo al caso di Liliana Resinovic. Costantinides fu il primo a pensare all'ipotesi del suicidio, fu lui a rilevare come la presenza dei sacchetti in testa al cadavere e ai sacchi neri attorno al corpo fosse una consuetudine vista più volte nella sua carriera. Un personaggio unico e impossibile da rimpiazzare nell'immaginario collettivo della città, da cui decine di colleghi hanno imparato un mestiere difficile e iperspecialistico, ma anche un uomo dalle caratteristiche irripetibili, quelle a cui qualche romanziere che ha attinto in passato alla cronaca locale si è sicuramente ispirato. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per il punto sulle segnalazioni sulla viabilità in compagnia dell'ispettore superiore Tiziana Martini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego. Sì, grazie. Per la giornata, la nottata è stata trascorsa abbastanza bene da parte nostra, abbiamo avuto solamente richieste e interventi di routine, nulla di particolare. Al momento il traffico è regolare, non abbiamo segnalazioni di problematiche in atto. Ricordo che da ieri è in atto un cantiere importante in via Commerciale, quindi vige il divieto di transito in via Commerciale da piazza Casali a via Sant'Anastasio. Attenzione a alcuni sensi unici che sono stati inseriti, diciamo che il senso unico in via Commerciale da via Sant'Anastasio in via Pauliana e da via Sant'Anastasio sempre verso Ruggero Manna e Commerciale.
quindi fate attenzione, abbiamo personale sul posto e lì sicuramente la mattina può crearsi un po' di disagio e qualche coda, soprattutto per chi scende da Opicina, dall'altipiano verso centro città. Oggi inizia anche il Triskel e quindi anche lì ci sono dei divieti di sosta che sono già attivi, in particolare in via Marchesetti, dai civici 2 e 4 fino all'intersezione con la via San Pasquale e con largo Caduti di Nasseria compresa. Attenzione appunto lì alla via San Pasquale, all'antistante il MIB, quindi il palazzo del Ferdinandeo, e tutto il piazzale di Caduti di Nasseria. Appunto da questa sera inizierà appunto la manifestazione e inizierà anche un divieto di transito sul piazzale Vittime della Strada, che è antistante di fronte al parco di Villa Revoltella. E ancora una segnalazione per la giornata odierna: sarà in atto questa mattina la manutenzione di un impianto semaforico sull'intersezione di Istria, Baiamonti, via Salata. Inizierà dalle ore 9 e per il tempo necessario che i tecnici facciano questa manutenzione. È previsto il termine intorno alle ore 12. Altre segnalazioni per la giornata odierna non avrei. Bene, grazie allora, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie. Proseguiamo dal piccolo, rimanendo sul ricordo del medico Costantinides, con l'articolo successivo toccato emotivamente da 2 casi, poi l'ultima vicenda di Resinovic. I casi che lo avevano più toccato erano stati quello del giovane Giovanni Novacco, torturato, ucciso e carbonizzato nel 2011 in uno stabile abbandonato nel rione di Gretta, di Giuseppe Consoli e Alessandro Cavalli, e quello del 1999 che aveva visto Fulvio Schiavon fatto a pezzi in un appartamento in via dei Montecchi a colpi di accetta e usando il trinciapolli dall'ottico Roberto Ruzier. Fulvio Costantinides su quest'ultimo caso raccontava di averci messo giorni per ricomporre il corpo della vittima, fatto a pezzi e poi sistemato in dei sacchi neri recuperati dalla polizia. Gli avvocati Bevilacqua volevano chiedere che venisse sentito in sede di incidente probatorio poi per il caso Resinovic. L'ultima pagina della sua lunga e brillante carriera porta il nome infatti di Liliana Resinovic. Era lui il medico legale intervenuto il 5 gennaio del 2022 ai margini del parco dell'ex OPP, quando era stato rinvenuto il corpo della 63enne. La relazione autoptica, che assieme al radiologo Fabio Cavalli aveva steso per la procura, è stata la più contestata anche per la rilevanza mediatica assunta da questo caso, come mai era accaduto prima a Trieste. Il legame con mamma Fulvia è un dono chiamato Sartorio. Accanto alle collezioni finanziarono il museo, assieme al giardino, tutto quanto nel nome della figura di Giorgio. Se il Museo Sartorio oggi è una delle strutture museali più gradevoli e confortevoli da visitare, questo in gran parte lo si deve alla famiglia Costantinides, a Fulvio e alla madre Fulvia, che negli anni hanno contribuito in maniera consistente dal punto di vista finanziario alla sua riqualificazione e alla ricchezza delle sue collezioni. La riconoscenza di Di Piazza e Rossi, veri mecenati, un grande affetto per la città che amavano. I cronisti era il quinto procuratore per l'appoggio alle indagini, per l'apporto alle indagini. Lo chiamavano il quinto procuratore i giornalisti Corrado Barbaccini e Claudio Ernè, che per decenni hanno seguito per il piccolo la cronaca nera e quella giudiziaria. Inevitabilmente si sono incrociati con Fulvio Costantinides. Ricordo la sua grande disponibilità, ricorda così Barbaccini, lavorava giorno e notte, ma anche la sua profonda cultura e una gentilezza come pochi. Questo è il ricordo di chi all'interno del piccolo lavorava proprio a stretto contatto con le notizie della cronaca nera. Noi andiamo in pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto, torneremo a sfogliare le pagine interne del piccolo, proseguendo con le notizie della cronaca locale, e andremo poi a rivedere dalle prime pagine del quotidiano le altre notizie dall'estero e dal paese. A tra poco.
Ben ritrovati con Sveglia Trieste in questa prima ora di rassegna stampa di mercoledì 17 giugno, poi saremo in compagnia di Alberto Pasino, consigliere comunale della lista Russo Punto Franco, fino alle 9, dalle 9 a chiusura trasmissione invece in compagnia di Dino Zappador dei pensionati. Torniamo al piccolo cantiere in via Commerciale, lavori iniziati, primi disagi, prima l'abbiamo visto dal servizio, tratto chiuso e viabilità modificata, code in via Pauliana ma solo in mattinata, ed è il momento, la mattina, dove si concentra il maggior numero di auto fra chi arriva da fuori, chi va a lavoro, chi si sposta per i propri interessi. Sta di fatto che la via Commerciale ogni mattina comunque, al netto di queste chiusure, riserva sempre determinate fasce orarie di incolonnamenti che poi sono fisiologici nel momento in cui ci si imbatte in vie come via Rittmeyer o via Pauliana, che sono strette e che vedono poi un impianto semaforico, la prima tutte e due verso via Udine, che comunque limita la possibilità di un scorrimento molto rapido. Giustamente un semaforo non ci si può aspettare diversamente. Di Piazza dice: ci sarà da soffrire per 2 o 3 mesi, ma così miglioriamo le reti. La fase attuale finirà a settembre, nel caso di bombe d'acqua il deflusso ottimizzato. Andiamo ad altro, gli indipendentisti chiamano Gorizia, adesso separiamo Trieste e il Friuli. Nella strana alleanza dei seguaci del TLT spunta l'ex deputato isontino Pettarin. Gli esponenti del movimento puntano alle 5.000 adesioni per proporre una legge regionale. Ieri abbiamo sentito Giorgio Marchesic, leader della Federazione del Territorio Libero di Trieste, accorpato con Patto per il Nord, in questa alleanza che punta alla creazione di 2 diciamo province autonome, che poi magari non si chiamano province ma in un'altra maniera, 2 enti amministrativi politici autonomi, uno per Trieste, uno per il Friuli. Dopo aver vidimato i documenti per la petizione in Consiglio regionale nei giorni scorsi, Patto per il Nord avvia la propria raccolta firme per una legge regionale che costituisca 2 province autonome, Trieste e il Friuli, unendo gli intenti di diverse anime del Friuli Venezia Giulia, tra cui la Federazione del Territorio Libero di Trieste. La proposta arriva alle battute finali dell'iter intrapreso dalla Regione per il ripristino delle province, ma ci sarebbero maggiori benefici, affermano i proponenti, nell'avere 2 distinte realtà autonome. Con questo comitato promotore trasversale, voglio sottolineare trasversale, vogliamo creare queste 2 entità, Trieste da una parte e il Friuli dall'altra. Ovviamente nessuno perderà i propri, in Friuli, nessuno perderà i propri diciamo, poteri provinciali come Pordenone, come Gorizia, perché sceglieranno i cittadini da che parte stare, se vorranno stare, ad esempio i goriziani, se vorranno stare dalla parte di Trieste con il territorio libero, se vorranno stare come abbiamo intenzione noi, come proposta, stare con i Friuli, però voglio ribadire che noi siamo per il territorio libero di Trieste in virtù dei trattati internazionali vigenti e per lo Stato indipendente del Friuli, come è giusto che sia, perché è da una vita che si sta parlando di queste cose, solamente sotto le elezioni i partiti italiani centralisti praticamente ventilano questa ipotesi, poi non fanno nulla e noi invece le facciamo di concreto. Torniamo al piccolo con Muggia, alloggio distrutto dal fuoco, 4 intossicati, incendio ieri sera in un appartamento in una palazzina di via Meccanici, l'avevamo letto prima, rivediamo le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati a Muggia ieri attorno alle 22:20 con questo incendio che si era sviluppato al 3° piano di una palazzina di 4 piani e hanno dovuto lavorare per diverse ore per spegnere le fiamme, poi bonificare l'area e anche verificare lo stato di salute del condominio. Sul posto anche la Polizia di Stato per i opportuni rilievi e i sanitari del 118 per l'assistenza ai condomini che già loro di loro spontanea volontà erano usciti dal condominio quando hanno ravvisato un problema proprio legato alle fiamme all'interno del palazzo. Questo dunque hanno svolto gli operatori
tanto dei vigili del fuoco quanto del 118, che hanno poi appurato lo stato di salute dei vari residenti. Ci sono 4 intossicati, non destano preoccupazioni, sono stati presi in carico più per accertamenti che per dover fondamentalmente ricoverare le persone, come leggiamo anche dal piccolo. Nell'appartamento il rogo ha portato le temperature a livelli molto elevati, nell'appartamento non si respirava, le persone intossicate non risultano comunque gravi, sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso di Catinara in codice verde. Leggiamo accanto: rapinata per strada mentre passeggia, scatta subito l'arresto nel mirino una ragazza in centro, l'uomo le ha preso la borsa ma poi è stato fermato con la refurtiva. Rapinata in pieno centro mentre passeggiava assieme a un'amica con la borsetta appesa al braccio, a strappargliela con la forza è stato uno sconosciuto di mezza età, arrestato poco dopo dai poliziotti. Le volanti della questura si sono messe alla caccia dell'uomo, poi ricostruito l'identikit anche dalle testimonianze delle 2 persone e dei vari passanti che hanno assistito alla scena. Con il rapinatore con sé aveva la refurtiva, che è stata dunque recuperata e restituita alla legittima proprietaria. La serata, decisamente movimentata, si è conclusa con l'arresto del presunto responsabile. L'uomo deve rispondere del reato di rapina. Del fatto è stata informata anche la PM di turno, Sabrina Tinonin. Movida e spaccio di cocaina a 3 pusher, quasi 8 anni. Sono gli ultimi di una rete con 20 indagati, sotto sequestro mezzo chilo di droga e 70.000 euro. 7 anni e 11 mesi di carcere, gli ultimi 3 imputati di un'ampia inchiesta contro lo spaccio di cocaina. Le condanne complessive inflitte ieri mattina in abbreviato dal giudice per le udienze preliminari Francesco Antoni sono sostanzialmente in linea con le richieste di pena avanzate la volta scorsa dalla PM Cristina Bacher, titolare del fascicolo. La squadra mobile aveva sgominato il giro nel 2023, oltre 100 cessioni documentate, e queste sono le battute finali dell'inchiesta. Duino, Aurisine e Muggia, il raddoppio della galleria, ultimo atto, poi il cantiere. La giunta di Muggia approva la delibera di non assoggettabilità dell'opera alla valutazione ambientale strategica. Oggi il testo è in consiglio comunale, così dopo il TAR e le verifiche su rumori e vibrazioni i lavori potranno ripartire. Un attraversamento pedonale rialzato davanti a Molo T, sono i lavori per realizzare l'attraversamento pedonale nel lungomare di Muggia. Arriva la barca da traino al villaggio del pescatore, il servizio interessa tutte le unità tra 10 e 24 metri e anche natanti fino a una lunghezza di 10. L'assistenza non riguarda le persone a bordo, la cui tutela resta in capo alla Guardia Costiera. In caso di incidente, avaria o problema tecnico si potrà chiamare il carro attrezzi del mare, che di fatto presta questo tipo di servizio. L'imbarcazione del cantiere nautico Marina Timavo Sailornet. Andiamo alle segnalazioni, le fotografie dei lettori. Il Festival delle Relazioni Pubbliche, menzione speciale per Pozzetto, mentre l'altra foto, il gruppo speleologico Flonderen visita alle risorgive del Timavo. La nuotatrice paralimpica Tomasini ospite al Panathlon, qui con la conviviale del Panathlon Club Trieste e Muggia. In una mostra il ricamo è l'artista scelta da Dolce & Gabbana, Miriam Silverio, artista del ricamo, nella sala Xenia dove è allestita la mostra che ieri ha aperto i battenti. Finestra sul cosmo, Mercurio, il pianeta degli estremi, come riporta Alessandro Albanese. Se in queste serate di fine primavera volgete lo sguardo a occidente e foste dotati di una vista acuta, circa 3/4 d'ora dopo il tramonto del Sole potreste scorgere poco sopra l'orizzonte l'elusivo Mercurio, pianeta noto fin dall'antichità ma difficilissimo da osservare data la sua vicinanza alla nostra stella. Il 15 giugno Mercurio ha raggiunto la sua massima elongazione orientale e si trova quindi nelle condizioni più favorevoli per essere osservato in prima serata. Questa è una foto chiaramente da strumenti maggiori di un semplice telescopio che fanno vedere l'affascinante mistero che si cela dietro al pianeta più vicino
al Sole. Raccolti dai portuali 7.600 euro per Scricciolo e Io tifo Sveva, l'iniziativa benefica con questa importante raccolta fondi per due altrettanto importanti realtà del territorio come Scricciolo Onlus e Io tifo Sveva, il ricordo della piccola Sveva, grande amante della pallacanestro e della pallacanestro Trieste nello specifico. Torniamo alle prime pagine del Piccolo, andiamo alle questioni internazionali. Il G7 in pressing sulla Russia deve firmare un accordo, il tycoon Trump assicura farò tutto quello che è in mio potere, incontra poi Zelensky, una volta chiuso il capitolo Medio Oriente Donald guarderà verso l'Ucraina. Allo studio nuove sanzioni, Kiev centra una raffineria nella regione di Mosca. Vedete nell'impaginazione metafoto del tavolo del G7, nella seconda pagina vedete l'altra metà con i leader dei paesi attorno al tavolo. L'Occidente sia unito, prove di disgelo tra Meloni e Trump, archiviate le liti, Donald, mi hai abbandonato, la Premier, siamo sempre stati amici, il chiarimento atteso la sera a cena e poi una serie di occasioni di incontro condite da battute e siparietti anche con altri colleghi. Giorgia Meloni e Donald Trump tornano a parlarsi dopo mesi di gelo, conseguenze degli attacchi inattesi del presidente americano e delle risposte altrettanto ruvide da un certo punto in poi della premier italiana. Ma dirsi le cose in modo chiaro e diretto anche laddove segnano una distanza e la convinzione della Presidente del Consiglio. Non può pregiudicare amicizie solide come quella tra Italia e Stati Uniti, tanto che al sono stato abbandonato, scherzoso di Trump, Meloni ribatte con un ma no, perché a Roma e Washington sono amici da sempre, dice Giorgia Meloni. La seconda giornata del G7 di Evian ieri si è aperta nel segno di Zelensky e della ritrovata unità del club dei grandi del sostegno di Kiev. Fonti italiane parlano proprio di un fronte compatto anche davanti agli ultimi attacchi russi e a uno dei simboli della cristianità. La Presidente del Consiglio, lo zar non può pretendere concessioni territoriali, l'avanzata russa si è arrestata. Marco Zatterin fa l'analisi sulle mine che allungano i tempi di ripresa per il passaggio delle navi sullo stretto di Hormuz e la necessità di togliere questi ordigni ancorati che possono minare, è il caso di dirlo, il passaggio delle imbarcazioni. L'ultimo sondaggio, siamo alla politica interna, Futuro Nazionale aggancia la Lega e punta al sorpasso, Fonda di SVG, della ditta di sondaggi dell'azienda che si occupa di statistica e sondaggi, ipotesi plausibili, 2 strade possibili per il Carroccio, l'estrema destra o la linea di Zaia e Fedriga, deputati giù per Salvini con la percentuale attuale da 66 a 33, un dimezzamento di fatto nelle proiezioni della SVG. Il carrierone dell'ex generale e Salvini fa mea culpa a cena nel retroscena raccontato da Venezia, può godersi qualche giorno di vacanza Luca Zaia e Massimiliano Fedriga a rimanere nella sua Trieste, lasciando Matteo Salvini a Milano a rimuginare sui suoi errori. Parole sue, ammissioni sue, per la prima volta 2 sere fa alla cena di sottoscrizione alle officine del volo di Milano, 350 presenti tra amministratori delegati, imprenditori, presidenti di società, tutti chiamati al pagamento di 2.000 euro per sedersi tra i tavoli, mischiandosi con lo stesso Salvini, Giancarlo Giorgetti, Riccardo Molinari e Attilio Fontana. L'unico amministratore presente, Zaia e Fedriga, avevano declinato l'invito, ma l'unico top player è rimasto silenzioso per tutta la cena. Gli altri hanno parlato e come il ministro dell'economia, chiamato ad arringare la platea che più gli è familiare, rivendicando successi su stabilità, crescita del paese rispetto al resto dell'Europa e discesa del debito. Poi Salvini, che ha lanciato la corsa per Milano 2027, ma soprattutto per le politiche, ribadendo l'obiettivo di restare in sella fino al 2033, l'anno delle grandi infrastrutture, il ponte sullo stretto, la TAV Torino-Lione e il tunnel del Brennero, e per la prima volta mettendo l'errore commesso con Roberto Vannacci. Errore suo ed errore del partito, ha detto. Sarà forse per questo che ieri, per la prima volta, Attilio Fontana ha evitato di infierire. Progetto Civico Italia si mobilita, l'obiettivo è contare nel campo largo e al lavoro da alcuni mesi, mette assieme 700 amministratori anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia
e 400 comitati. Dentro Progetto Civico Italia, la rete del civismo formalizzata con l'Assemblea Nazionale di venerdì scorso a Roma, ci sono anche Friuli Venezia Giulia e Veneto, con gli amministratori locali, quelli che risolvono i problemi quotidiani, dalle povertà alle opere pubbliche, dice Alberto Bernava, sindaco di San Vito al Tagliamento e coordinatore regionale del Friuli Venezia Giulia, di un movimento che, a sentire il fondatore, l'assessore romano a sport e turismo Alessandro Onorato, si è iscritto alla corsa per fare da quarta gamba al Campo Largo, area non poco affollata peraltro, come sappiamo, attraverso l'affiliazione di diversi partiti. La Russa tela bipartisan sulla legge elettorale, il Presidente del Senato al lavoro per una riforma condivisa, senza Vannacci. Il retroscena racconta di un'operazione raffinata, cercare un placet bipartisan sulla legge della discordia, quella elettorale, per accreditarsi come ufficiale di collegamento tra le due sponde della politica italiana, con un occhio rivolto magari al colle più alto, poltrona ambita da tutti i leader che si rispettino. Il dialogo dunque con il Partito Democratico, per accreditarsi tra le due sponde della politica italiana. Il 29 giugno il testo arriverà in aula a Montecitorio con i nuovi meccanismi di voto. Forza Italia in regione partita al veleno, al congresso sarà resa dei conti. Oggi la segretaria triestina uscente Savino depositerà la propria candidatura, che quasi certamente sarà l'unica, ma la minoranza chiede il cambiamento, sullo sfondo le frizioni e le mire sulla gestione delle prossime liste elettorali. Una partita al veleno via comunicato, ma soprattutto fuori microfono, dove si incrociano accuse reciproche, effetto pure di vecchi rancori personali. Il congresso regionale di Forza Italia avrà, salvo colpi di scena, un solo candidato, Sandra Savino, ma tanti malumori, perché nelle ultime settimane i lavori in corso per unire le diverse anime sono andati in frantumi, la parte burocratica è di facile spiegazione. Oggi, a 48 ore dall'appuntamento e con il sostegno del 15% degli aventi diritto al voto di ogni provincia, Savino, uscente in carica da 13 anni, depositerà la propria candidatura. Gli iscritti sono convocati venerdì 19 luglio alle 17 all'hotel Ladi Morè di Udine. All'ordine del giorno l'elezione del segretario regionale e dei 15 componenti elettivi della segreteria. Ci sono diversi nomi che vengono menzionati poi all'interno dell'articolo, tra chi appoggia e chi invece si allontana dalla candidatura unica di Savino. Il campo progressista accelera con 2 piazze nel programma a Roma, mentre a Venezia la Lega azzerata al primo consiglio comunale l'abbandono da parte di Giovanni Giusto e Monica Pioli, nota come Lady Pickpocket, in segno di protesta. Morto a 95 anni il cardinale Ruini, il conservatore del caso Englaro, è stato vicino a Papa Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI. Negò i funerali a Welby e fece una battaglia senza quartiere su Eluana. Torre di Milano, tutti assolti, sala contro i PM politicizzati, gli 8 imputati erano accusati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Dai treni e fast food, sabotaggi, 7 arresti, poi la cellula anarchica, 2 persone accusate anche di aver concorso agli episodi compiuti lo scorso febbraio sulla linea dell'alta velocità, l'operazione è scattata a Roma. Amministrative, Jansa, siamo in Slovenia, toglie il diritto di voto agli stranieri extra Unione Europea. Slovenia, la modifica interessa circa 65.000 residenti. 2 auto diplomatiche a fuoco, Sofia attacca Skopje, con la cronaca sempre da diverse zone dei Balcani. Le notizie di attualità, il corpo della zia uccisa, parla, il nipote tentò di dargli fuoco. Al 3° giorno di ricerche, il ritrovamento nel Loncon, 7 km a valle, c'era ancora il sacco nero con cui era stato coperto il trasporto in carriola. Il medico legale riconosce la furia di 20 coltellate, l'arma non è emersa. La salma è recuperata dai sub dei carabinieri a 7 sorelle. Il 17enne resta l'unico indagato, gli inquirenti sono convinti che abbia agito da solo anche nell'occultamento. Dopo la prima ispezione il corpo è stato portato all'obitorio di Portogruaro. Condanna esemplare, poi soldi in solidarietà. L'avvocato dei familiari della prof, una donna luminosa, così è stata definita. Intanto nelle foto vedete il percorso del corpo nel fiume Loncon, a San Stino, nel canale Malgher, fiume Livenza a 2 passi, 7 km circa di
percorrenza. L'avvocato dei familiari, dicevamo prima, ha parlato della donna. Per oggi è prevista la convalida del fermo del 17enne reo confesso. Il ponte di Lussino, di nuovo fuori uso, diportisti in difficoltà fino a inizio luglio, bloccato il transito nel canale di Privlaka. Il sindaca di Lussin Piccolo, Ana Kucic, chiede una soluzione che però sia permanente. Al timone uno dei turisti cechi prima della collisione fatale, la tragedia a Spalato. Proseguono le indagini sullo scontro tra Solta e Brazza, costato la vita a 4 persone, accaduto nei giorni scorsi. I voti di Goletta Verde, il mare del Friuli Venezia Giulia al top, in tutti i punti monitorati i valori risultano entro i limiti di legge, anche nelle zone critiche di scarico. Uno che ho rilievo l'assenza di cartelli informativi sulla qualità delle acque. Goletta Verde era a grado e da lì ha monitorato, ha illustrato gli esiti del monitoraggio delle acque del Friuli Venezia Giulia con valori positivi riscontrati. Andiamo a sentire di più nel servizio andato in onda ieri sera nel nostro telegiornale. Anche quest'anno Goletta Verde ha campionato le acque del Friuli Venezia Giulia alla foce dei fiumi, Tagliamento, Stella, Isonzo, in prossimità del depuratore, dello scarico del depuratore di Lignano e lungo la linea di costa da Trieste fino appunto a Lignano fronte spiaggia. I dati sono risultati positivi e si confermano quelli dello scorso anno, ovvero il mare del Friuli Venezia Giulia è pulito. Tutti quanti i campioni che sono stati analizzati lungo le coste del Friuli Venezia Giulia sono risultati entro i limiti di legge, ma questo non significa passare alla guardia, è un monito per continuare a impegnarsi nel monitorare la qualità della depurazione degli impianti anche di trattamento delle acque e soprattutto di investire maggiormente su un aspetto che qui abbiamo riscontrato come mancante, cioè quello della comunicazione ai bagnanti delle informazioni sulla qualità delle acque lungo le coste di questa regione. Continuiamo dal piccolo, case di comunità in ritardo, lo SPCGL lancia l'allarme, il sindacato dei pensionati, urgenti modelli innovativi in un Friuli Venezia Giulia anziano. Ieri hanno infatti organizzato un incontro dove hanno parlato di questi argomenti. Cambiamo pagina, assestamento da 624 milioni, focus su imprese ed energia, l'assessore Zilli, misura a sostegno del territorio in una fase di incertezza. Il ritorno delle province. Va indetto il referendum, per esperti e giuristi la consultazione è un passaggio necessario, ma Roberti per le città metropolitane non servì, ha detto in commissione. Riforma dei porti nel vivo, il Partito Democratico accende la polemica, Dem critici sull'assenza di regioni e comuni alle audizioni tenute a Roma, il vice ministro Rixi incontra gli stakeholder. Per il MIT riservata ieri particolare attenzione al rapporto tra porti e territori. I Cobolli, da Capodistria alla finale del Roland Garros, il nonno del tennista è entrato nella top 10 mondiale, ripercorre la storia della famiglia dal cognome italianizzato all'avo capitano del Lloyd Triestino, dall'esodo ai successi di Flavio, sempre tante emozioni, orgoglioso di lui. Qui la foto di Cobolli alla finale del Roland Garros a Parigi, poi persa, ma che ha portato lo stesso Cobolli in alto nel tennis mondiale grazie alla visibilità di uno dei grandi slam, quello sulla terra rossa di Parigi. Andiamo all'economia. A4, ADS scrive ai ministeri, più soldi per la holding, il gruppo di Stato, socio di CAV, vuole chiarezza sul futuro della concessione. La GDO, la grande distribuzione organizzata, punta sull'intelligenza artificiale, serve formazione, indagine di Forema. Il 68% delle aziende esaminate a nord-est è ancora in fase di esplorazione. Electrolux, tempi più brevi, incontro a Roma il 21 luglio. Il ministro Urso dice non è una tregua armata ma la ricerca di una soluzione. Avviata la roadmap con 4 tavoli tecnici tra sindacati e azienda, i paletti della FIM CISL, priorità ai volumi produttivi che non possono calare. Questo è il diktat del sindacato. È importante aver fermato l'idea di chiudere
e di chiusure e licenziamenti, dice anche la CGIL. Le 5 società del nord-est tra le top performer a Piazza Affari, Intermonte mostra gli effetti della quotazione su ricavi, EBITDA e occupazione. Gioielli, Morellato, il TAR sospende la multa dell'antitrust per andare poi a Berlino che si oppone ancora all'assalto di Commerz, sempre per i temi economici. Il governo tedesco respinge l'approccio aggressivo di Unicredit che avanza. Sguardo alle pagine sportive. Bomber Petagna, voglio segnare il 50° gol in A. Il centravanti triestino ha trascinato il Monza nella massima serie. Ho ritrovato me stesso dopo un periodo difficile. Seguo l'Unione dagli eroi di Lucca, Gode, Asfava e Moscardelli, grandi attaccanti, dice Petagna con l'intervista che ha rilasciato a Guido Roberti, poi pubblicata sul Piccolo. Triestina, il 25 giugno i fondi degli investitori, in arrivo i circa 2 milioni di euro necessari per ripianare i debiti e affrontare la nuova stagione. C'è ottimismo sul Rocco, si punta a Dellicarri come figura di direttore sportivo. Per la società è la soluzione migliore, con lui c'è già un accordo, ma il direttore sportivo, scottato dall'esperienza della scorsa estate, vuole prima la sicurezza che in questa fase si ancora sta assestando. La Triestina per ufficializzarlo non ha problemi ad aspettare ancora una decina di giorni o anche fine mese se necessario, tanta è la convinzione di puntare su di lui per dirigere la parte sportiva. Vendée, Artic, Klapčić e quinta nella regata in solitario che tocca il circolo polare artico, gran soddisfazione per la Triestina, iniezione di fiducia, la prima piazza va al milanese Ambrogio Beccaria. Playoff scudetto, Reyer batte Olimpia, il Taliercio e i veneziani vincono gara 3 superando Milano con un netto 109-97, domani gara 4 di nuovo in Veneto. Trieste ancora silenzi e incertezze, tutto tace dal club presieduto da Mattiasic, il futuro di società e squadra rimane un'incognita. Il team di Mirarchi a caccia dell'Europa, alle 19:30 la Bardati ospiti della Vis Nova per chiudere i playoff e piazzarsi così al quinto posto per la pallanuoto maschile della massima serie. Amorim Milan è fatta, una sfida da sogno, il diavolo esce dallo stallo scegliendo l'allenatore portoghese di 31 anni e c'è già un primo nome per il mercato, Gonzalo Ramos, bomber del PSG. Il Lecce riscatta Camarda, ora i rossoneri possono riprenderlo con 4 milioni. Subito gli europei arriva un'ora e oggi la Favaretto per la scherma. Qui vediamo la foto della veneziana Martina Favaretto che oggi va a caccia di medaglie. Per quanto riguarda il tennis, Colpaccio Bellucci ad Halle, fa fuori l'ex campione Bublik. VNL si riparte, stavolta a Manila e Velasco ritrova il pilastro Far per quanto riguarda la pallavolo femminile. Noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa, torneremo tra poco dopo la pubblicità in compagnia del consigliere comunale della lista Russo Punto Franco, Alberto Pasino. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, sono quasi le 6:07 di mercoledì 17 giugno e siamo in compagnia di Alberto Pasino, consigliere comunale della lista Russo Punto Franco. Ben ritrovato. Buongiorno dottor Gullotta, grazie per l'invito e saluto il personale a casa. C'è già una mail nel suo indirizzo che recita quanto segue. Buongiorno, l'ideologia predominante degli ultimi anni ha portato al moltiplicarsi delle privatizzazioni di beni e servizi pubblici. Seguendo questo schema, l'intenzione dei nostri governanti è di consegnare il futuro di Portovecchio nelle mani di interessi privati. Mi chiedo se non sarebbe preferibile seguire l'esempio del porto antico di Genova, mantenendo una gestione pubblica invece di svendere il bene pubblico più importante della nostra città. Questa è la mail che ci arriva da Wadim o Vadim, chiedo sempre scusa, non so come pronunciare la W. Questo è comunque il contenuto. È un bel punto e intercetta una delle riflessioni che fu fatte fin dall'inizio quando arrivò in Consiglio Comunale la delibera di interesse pubblico del progetto Costi, ma accanto all'ipotesi di alienazione si formulava anche l'eventualità che ci fosse una locazione degli immobili concordata ovviamente con l'autorità di sistema. Quello che noi sappiamo è che di fondo i proventi che derivano dall'alienazione o dall'utilizzo
dei beni del Porto Vecchio devono andare all'autorità di sistema per la manutenzione e lo sviluppo del porto commerciale. È chiaro che mi pare ci sia un vincolo normativo che nel decreto che ha disposto nella disposizione di legge che ha decretato la sdemanializzazione del Porto Vecchio, che parla di alienazione, però insomma su questo si può sempre lavorare anche in termini di eventualmente di riforma della norma, si sarebbe potuto lavorare. Venendo al suo punto, è chiaro che occorre perseguire un interesse pubblico ed è altrettanto chiaro che ponendo la questione nelle mani del privato il rischio è che ciò non accada. Va detto che il progetto Costim presenta delle caratteristiche che una maggioranza politica ha votato, il che significa che in qualche misura il pubblico viene coinvolto nel futuro utilizzo. Naturalmente ci sono coloro che sono stati contenti del progetto Costim per come era delineato, c'è l'attuale maggioranza e invece l'opposizione si è dichiarata molto critica su un approccio di valorizzazione sostanzialmente eminentemente turistica di quell'area. Io non sarei di principio così drastico sul tema privato-pubblico, perché è anche plausibile che sotto la regia del pubblico poi dei beni si privatizzino. E quella è una parte della città che deve tornare a essere attiva come da troppo tempo non lo è. Io avrei avuto, cioè se il pubblico dà delle direttive anche attraverso il piano regolatore, insomma attraverso gli strumenti ordinari, poi i privati sono chiamati a dare impulso a quelle aree. Devo dire, insomma, non è soltanto una questione pubblico-privato, ma una questione di opportuno utilizzo degli strumenti di indirizzo. Nel nostro caso, insomma, quello che si sta facendo, a prescindere da come lo si farà, mi pare non lo si stia facendo bene. Insomma, si parla addirittura di ipotesi di un disinteresse, di un disimpegno di costi, nulla di ufficiale, ma insomma staremo a vedere. Di un disimpegno di costi? Insomma. Che è l'unico, diciamo, che ha avviato un project, però. Insomma, sì, certo. Stride questa. Può darsi che siano voci di corridoio. C'è all'interno di tutto questo processo di riforma dell'antico scalo, di rigenerazione, pardon, dell'antico scalo, c'è anche l'apporto della regione, con i 2 magazzini deputati e destinati poi a ospitare il personale regionale e gli uffici proprio dell'ente. Viene contestata questa scelta molto spesso, anche in questa sede se ne parla. Rivendica invece il presidente Federica, chi ha avviato il progetto, rivendica invece il tassello fondamentale che il pubblico deve apportare per dire: noi siamo i primi a crederci, noi portiamo lì già un movimento di persone che possa effettivamente vitalizzare quel posto. È d'accordo? Beh, non esattamente su questa declinazione del suo ragionamento. Io ho sempre sostenuto che comprendo il fatto che non c'erano fondi per lanciare l'urbanizzazione primaria ed è stato trovato un escamotage alienando una porzione di quegli spazi alla regione, che in questo modo ha reso disponibili le risorse economiche per effettuare un'attività prodromica alla successiva, al successivo popolamento dell'area. Così, insomma, mi turo il naso e lo capisco. Non capisco invece altre declinazioni. Cioè, quello che manca, a mio modo di vedere, è un progetto di futuro della città, e se non c'è un progetto di futuro chiaro della città, allora neppure il Porto Vecchio può avere uno sviluppo coerente e credibile. O per meglio dire, il progetto fondamentale perseguito dal centrodestra per la città è turistico. Non a caso il progetto Costim è principalmente, se non essenzialmente, un progetto di natura turistica. A mio modo di vedere, avendo l'università
e molti centri di ricerca, la cosa migliore da fare in Portovecchio sarebbe il trasferimento tecnologico, cioè potenziare questa capacità di Trieste anche nell'ambito della centralità che Trieste acquisisce grazie al suo porto nei traffici indo-mediterranei, anche perché il Porto Franco di Trieste consente la sperimentazione normativa, cioè l'attuazione di norme in ambito italiano o unionale non ancora pienamente valorizzate, che si potrebbe cercare di appunto sperimentare nel nostro territorio per vedere se funzionano come si fa normalmente in tutti i punti franchi del mondo. Insomma, una serie di elementi che ci portano a dire che fare lì turismo e farlo con il rompighiaccio della regione a me non pare una grande idea, anzi devo dire dovrei essere anche un po' più severo, perché insomma le opportunità non saranno tante. Se l'opportunità del Portovecchio non viene sfruttata adeguatamente sarà un'opportunità perduta e lo sarà per decenni, non per, cioè il tempo di vita di tante triestine, di tanti triestini. E quindi insomma posso dire del commento formulato del commento formulato dal Presidente Fedriga, comprendo l'obiettivo, meno comprendo la giustificazione che ha dato. Secondo lei ci sono ancora margini di modifica nel progetto del Portovecchio, anche se mi pare di aver capito che la gara è imminente? Va a gara il progetto originario, perché quello ha ottenuto la dichiarazione di pubblico interesse, con i vincoli che verranno formulati nell'ambito della conferenza di servizi che è in atto in questo momento, e questo è l'aspetto in realtà più problematico, perché di fatto è stata la Costim attraverso il project financing a stabilire qual è la direzione che deve prendere, e in questo Wadim all'inizio, questo è un tema affascinante, cioè un'ulteriore declinazione di quello che diceva l'ascoltatore, cioè qui invece che avere avuto un pubblico, è stata una mia critica molto specifica in Consiglio Comunale, cioè non è stato il Comune a dire vogliamo realizzare un certo progetto e andiamo in giro per il mondo a stimolare delle offerte, è stato Costim ad arrivare a dire la faccio questo, e questo è anche un vizio secondo me in qualche misura del procedimento amministrativo, perché per un'area di una tale rilevanza la fase di stimolo, diciamo, delle offerte, cioè un concorso di idee, una fase diciamo di gara autentica, gara delle idee, non gara su un progetto, va fatto prima del project, non dopo il project, perché nel project financing non va a gara qualunque buona idea, va a gara quell'idea e francamente in molti potrebbero ritenere che quello è un progetto bizzarro, cioè mettere letti freddi, hotel, spa e basta, no? Ecco, però se prendiamo per almeno parzialmente confermate le voci di cui lei ha sentito su un possibile disimpegno di Costim, lo scenario sarebbe arrivo, propongo e me ne vado. E lascia un altro dover andare avanti. Ci sono molti problemi, io non lo so, cioè poi non so, magari sono voci completamente infondate, cose andrà avanti, troverà le risorse necessarie per sviluppare quel progetto. Insomma, la gara si profila complessa e insomma, forse i commenti in questa fase rischiano di essere, almeno per parte mia, prematuri. No, ma quello che so, intanto bisogna vedere il bando. Certo, quando leggerò il bando e tutti lo commenteremo, e sarò lieto di farlo anche in questa sede. In questa fase quello che sappiamo è che si parte da una prospettiva non convincente, e qua mettiamola così per semplificare. Cioè io penso che il centrodestra possa dire guardate, siamo qua noi, governiamo noi, questo è quello che c'è e l'alternativa è il nulla, e voi del centro-sinistra non avete portato nulla, e questa governano loro, e questa è anche giustificata come affermazione. Il punto è, quando noi ci siamo candidati a governare la città, c'era un processo in atto, cioè si stava dicendo noi vogliamo coinvolgere esperti del mondo immobiliare basati a Londra, basati in altre parti del mondo, coinvolgerli
per far partire in modo diverso questa operazione. Quindi il tema è, quello che abbiamo è qualcosa. Il centro-sinistra avrebbe fatto certamente diverso insomma, non voglio dire avremmo fatto meglio, perché queste sono cose che lasciano il tempo che trovano. Insomma, chi governa fa e chi sta all'opposizione non può fare altro che criticare gli aspetti che non lo convincono. E qua francamente è difficile essere persuasi di un progetto che non sa dare uno sviluppo, diciamo, congruo alle ambizioni della città. Cioè la nostra città non può ambire a essere una città turistica, una specie di via regione da 200.000 abitanti, perché tra l'altro la gente vorrebbe il calcio a Trieste, vorrebbe il basket a Trieste. Chi lo paga il calcio e il basket? Gli Airbnb? Cioè o ben si pensa a riportare Trieste a ciò che era nell'Ottocento e prima del Novecento, c'è una città di respiro internazionale con un porto forte, un porto non soltanto di sbarco e imbarco di contenitori, ma dove ci sono anche merci varie, trasformazione industriale, e poi quella ricerca scientifica che è arrivata grazie a Budinic, insomma un vero miracolo per la nostra città. O sfruttiamo quello, oppure la nostra città è destinata a un declino che davvero non si merita. Quindi mi viene da anche pensare che nel prossimo, in vista delle prossime elezioni, sarà difficile per Futuro in Comune, parlo della coalizione di centrosinistra, inserire voci che riguardino il Portovecchio, laddove sembri essere una partita praticamente blindata, corretto? I procedimenti amministrativi li si trovano nello stato in cui versano, cioè la revoca del pubblico interesse non è inammissibile sotto il profilo di diritto amministrativo, è prematuro, vediamo soltanto chi governa ha l'onere e l'onore di gestire una partita. E bisogna vedere quali, perché c'erano nel progetto Costi c'erano delle piccole aperture all'attività imprenditoriale, e bisogna capire i margini come si può sviluppare quell'aspetto lì, ma non lo so, staremo a vedere. Guardi, partiamo dal bando e vediamo, certo. Ereditare, guardi, mettiamola così, ecco. La città che verrà ereditata da chiunque governi dopo la giunta di piazza è una città su cui occorre lavorare molto. E una frase la dico sempre perché è stata detta da Giorgio Rossi, quando ha parlato dell'industria del turismo ha detto è una soluzione ponte. Mi spiace se mi ripeto, l'ho già detto in questi studi e me ne scuso con gli ascoltatori, ma è un passaggio essenziale per comprendere. Cioè lui ha detto questo è un passaggio ponte, e se dice che è un passaggio ponte significa che vi è consapevolezza, spesso non espressa, da lui invece sì, perché è una persona particolarmente specchiata. C'è un problema di vocazione. Trieste non ha ancora trovato la sua vocazione futura. Allora il tema, dal mio personalissimo punto di vista, ho trascorso 5 anni in Consiglio Comunale, è stato tempo letteralmente perso. Perché? Perché se la città in questi 5 anni non ha determinato dove andare, io ho fallito, ma ha fallito anche la maggioranza. E allora parlare anche di un progetto come quello di Costi, con Costi ma abbiamo ipotecato il futuro della città. Stiamo a vedere come va la gara e poi valuteremo le interlocuzioni, se saremo noi a governare, sia che si governi, chiunque governi, mettiamola così, avrà comunque da lavorare molto, e penso addirittura, e mi pare di aver sentito, che nel centrodestra, quando si dice arriva Federica, eccetera, qualcuno dica così la città riparte, così, cioè c'è un'implicita critica, no, alla giunta attuale, e quindi, come dire, voltare pagina è un imperativo, non è solo uno slogan del centro-sinistra, è un imperativo di chiunque venga chiamato un domani a governare la città. Secondo lei il nome di Federica, che può ventilare il centrodestra, è un modo per sopravvivere o per rimediare? Il centrodestra, diciamo, rimarrà orfano di Roberto Di Piazza, che nel bene e nel male, voglio dire, diciamo diversa, io rispetto il sindaco Di Piazza, insomma, è la storia
una lunga storia di governo della città impone un atteggiamento rispettoso nei suoi riguardi. Il dato di fatto è che noi siamo in una coda del suo governo segnata da alcune scivolate, alcune intemperanze, alcune intemperanze che sono andate sulle cronache nazionali. Così insomma è alla fine di un percorso da sindaco, che resta un percorso per molti versi positivo in questo ventennio non tragico, mettiamola così. Il dato di fatto è che occorre comunque a questo punto una scopa nuova che scopi bene, come si dice, no? In questo Federica risolverebbe molto, no? In un contesto che altrimenti è un contesto dove cominciano a emergere individualismi che Di Piazza ha sempre saputo tenere a bada. Che poi parlare in questo momento di nomi penso che sia complesso, perché la stampa, ovviamente, i media è giusto lo facciano, però da parte politica molto spesso poi si diventa speculativi, si comincia a fare commenti antipatici. Insomma, io auguro che al centrodestra di avere il miglior candidato possibile per una buona città, e mi auguro altrettanto sappia fare centrosinistra con una chiosa. Parlare oggi di centrodestra e centrosinistra sono categorie del neolitico, perché il centrodestra non esiste più, perdonatemi, esistono 3 destre e un centro di grande valore, lo dico agli amici di centro, ma di rappresentatività non così significativa. Esiste un centrosinistra così, insomma, che cerca di trovare una propria coesione, ma di qui a un anno ne vedremo delle belle, di sicuro. Cioè esiste un fermento, una richiesta di rappresentanza da parte di un soggetto politico di centro che da tanti anni non riesce a esprimere una propria piena coesione e una propria capacità di incidere sulle scelte strategiche del paese e della città. Vedremo cosa succederà, quindi fare commenti oggi è ovviamente un atto più che legittimo, ma molto probabilmente noi non sappiamo cosa succederà appunto nella primavera del prossimo anno, che carte ci troveremo sul tavolo tra le quali scegliere. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno a tutti, sono Maurizio. Prego. Mi rivolgo con molto rispetto, no? Io sono abituato, parlo da triestino che ama la città e dirò quello che è il mio percepito, che magari non è corretto, però è quello che sento io e che sentono anche le persone con cui parlo. Prima di tutto noi siamo ignorati da quelli che sono i nostri desideri, quelli che sono le nostre ambizioni o altro. Ciò che ci viene detto è questo: sono stato eletto, siamo stati eletti, facciamo quello che vogliamo. Io non cerco colpevoli, ma cerco soluzioni. Ecco, e le soluzioni non le sto vedendo, vedo solo delle persone, dei Vucumpra, che vendono una merce che si chiama città, perché la nostra città viene venduta regolarmente a pezzi per fare alberghi, per fare altre cose, e per noi triestini non resta niente. Io non vedo il futuro di Trieste, e spero non sia una specie di nuova Venezia in cui c'è l'invasione di turisti, come oggi con orgoglio ne arrivano, non è che arrivano in città, vengono a imbarcarsi in città, e soprattutto i soldi che vengono spesi in città non restano in città, perché non è che ai triestini viene in tasca qualcosa personalmente, perché sì, abbiamo i camerieri, ma non è che tu fai vivere uno con 1.200 euro, abbiamo le donne che fanno i servizi nelle case vacanza, però metà lo fanno in nero o altro, cioè, non sto vedendo ricchezza che entra, vedo solo una città che viene svenduta a pezzi per fare quello che vogliono, la comprano spesso gli stranieri, e ovviamente perché noi non possiamo permettercelo,
certi prezzi, si sa benissimo che verranno fatte delle case a 10.000 euro al metro quadro. Io non posso spendere 10.000 euro al metro quadro per una casa, forse il vostro ospite può, forse lei signor giornalista può. Ma neanche per idea. No. Però stiamo tutti Posso zitti. comprarmi un metro quadro volendo, facendo un mutuo comunque. Anche me, in 100 anni di lavoro devo farmi 10 metri quadri, ma non è questa la situazione. Cioè, io non posso vedere, perché ho l'impressione che chi ci sta guidando è un cieco che non sa dove andare. Questo mi manda in crisi, perché se sapessi che uno vuole arrivare là e se ne frega, perché hanno diviso la città su un argomento come la cabinovia. Ieri avevate un ospite del centrodestra, là da voi, che finalmente l'ha messo e l'ha detto, ma finalmente la cabinovia è un'opera turistica. Certo. Ma prima ci hanno raccontato che serviva per il trasporto traffico rapido in massa, certo. Ecco, va bene, adesso non voglio andare oltre perché il tempo è poco e tutti devono dire le sue. Quello che dico io è questo: speriamo che chi verrà o se verrà, indifferente, non mi interessa, non mi interessa se destra, sinistra, centro, basta ci sia qualcuno che fa gli affari e il bene della città e dei cittadini e non propri. Grazie. Grazie Maurizio. Io sottoscrivo parola per parola quello che ha riferito il signor Maurizio in modo icastico, e spero mi testimonierà il dottor Gullotta che molte di queste cose insomma ce le siamo dette in trasmissione nel corso di questi anni. Sì. E guardi, la fotografia che ho fatto prima corrisponde a quello che dice questo ascoltatore, cioè Giorgio Rossi, lo ripeto, con lucidità e onestà ha detto: questa è una soluzione ponte. Ora c'è quella del turismo, c'è un aspetto rilevante. La prima responsabilità di chi governa non è rattoppare le buche per strada, bene o male, mettere a posto le tubature, perché quella si chiama manutenzione ordinaria, cioè chiunque ci sia al governo rattopperà le buche per strada. E fatemelo dire, l'ho detto in campagna elettorale la scorsa volta, guardate, se vince il centro-sinistra è difficile che ci siano più o meno buche, perché il punto, quella fatemi dire, è la macchina amministrativa. La macchina amministrativa va messa a posto, nel senso che a mio modo di vedere, insomma, alcune gare, insomma, il TAR ha pestato come un fabbro su via Vas per questioni di errori nel procedimento. Non è sulla visione politica, ma quindi io penso va supportata la nostra pubblica amministrazione perché sia nella condizione di lavorare meglio. Ma quello che si chiede, la prima cosa che si chiede a un politico è: ma tu cosa vuoi fare della città? E se per 5 anni, guardate, io lo dico con una certa enfasi, cioè io ho fatto tutta la vita l'avvocato, faccio tante cose, ma io non sono mica abituato a stare 5 anni fermo, ed è uno strazio per la nostra città questo, perché la nostra città, fossimo una città di provincia, Mogliano Veneto, e lo dico con rispetto, a Mogliano Veneto avviene un miracolo che per non è una disgrazia, il progetto Polis deraglia, le generali decidono di inventarsi una città e sorge dal nulla una nuova città. Allora quella nuova città, insomma, immagina il proprio futuro dal nulla o da una dimensione socio-economica radicalmente diversa rispetto all'arrivo delle generali. Ma Trieste è una città immensa sotto il profilo del proprio passato. Io quando vengono o turisti o persone per lavoro ed io devo spiegare cos'è Trieste, li porto al Museo Revoltella e gli faccio vedere cos'è Trieste. Cioè Trieste, per Trieste è stato tagliato, la dico ovviamente con un'approssimazione, è stato tagliato il canale di Suez, per capirci. Cioè Trieste è stato il porto dell'impero austro-ungarico, è stato un luogo Ressel di inventore, Ressel di piantumazione del Carso, cioè il tema ambientale e dell'ecosistema trattato 150 anni fa a punta di fioretto, la casa del sapere, un luogo dove il sapere era considerato la prima risorsa di uno Stato. Allora tutta questa roba qua la riduciamo al turismo, cioè questa
è la responsabilità che voi dovete attribuire, perché le questioni sono due. O diciamo, ma dai, io sono anziano, ancora 10 anni poi vado a sbruttare radice, non mi interessa che non mi disturbi, e questa mentalità dà ragione, fatemi dire, a gran parte dei politici conservatori triestini che dicono guai a muovere le cose, perché il triestino si arrabbia, il triestino non deve essere disturbato, va a Barcola, cioè andando a Barcola mica vuole... Oppure c'è una visione che credo appartenga alla gran parte dei triestini, che sono persone che hanno conosciuto una città interessante, e che sono cresciuti con una città interessante alle loro spalle come proscenio della loro vita, e a quelli noi diciamo casa vostra noi sappiamo cos'è, casa vostra è la città di Budinic, la città dell'industria, la città del porto, dei portuali, del sapere, sono tutte cose che stanno insieme e non si riducono, come ha detto bene questo ascoltatore, a lavorare nei bar con rispetto dovuto alle persone. Cioè il bar dove vado a bere caffè di 2 splendide donne, bravissime, che lavorano più ore dell'orologio. Il tema non è quello, cioè noi dobbiamo avere tutto, la nostra città deve essere una filiera completa, in cui però l'aspetto trainante deve essere, fatemelo dire, il sapere, e l'industria e il porto. Pubblicità 8:34, torneremo tra poco con le telefonate, le mail e altro ancora. Torniamo in diretta a 8:38 minuti di mercoledì 17 giugno, sempre in compagnia di Alberto Pasino, consigliere comunale della lista Russo Punto Franco. Andiamo a sentire una telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Prego. Ecco, voglio fare una domanda al signor Pasolino. Pasino, scusi. Prego. Lui sa benissimo la situazione, parliamo di Trieste, non di altre città, di Trieste, immaginiamo che lui diventi il sindaco di Trieste, no? Ecco. Per assurdissimo. Ecco, oppure il presidente di regione, adesso non è che mi voglio allargare tanto, una domanda, di Piazza Disse, dopo che c'è la situazione insomma che c'è a Trieste, Catinara, bloccati i lavori, non so, il ponte di Blucchini a Capanelle, la butta a ridere così, non è che, ecco. Allora diventa sindaco il consigliere, qui presente. No? Ecco. Cosa farebbe per i triestini, la prima cosa che farebbe per i triestini da subito, conoscendo la situazione a Trieste, ma da subito, no? Ecco, io come orientamento dico subito, sono per il voto, quando ci saranno le votazioni, per Vannacci, perché ormai li ho votati tutti, ho votato destra, sinistra, però diciamo che non si è smosso tanto, insomma, è come il cane che si morde la coda. Ecco, cosa farebbe il suo come prima cosa per i triestini? Non dico per... Guardi, la domanda è molto chiara. Grazie per la domanda. Io non so se soddisferò la sua richiesta. Cogestisco uno studio legale di 40 persone, è una delle cose che faccio. E, diciamo, il nuovo amministratore delegato di una società, la prima cosa che deve fare e tra l'altro l'amministratore delegato che non è che prima è stato amministratore, lei sa che chi sta all'opposizione non è amministratore della città, semplicemente chi sta all'opposizione siede in consiglio comunale e cerca di fare orientamento politico della giunta, non riuscendoci, perché sta in minoranza. Io la prima cosa che farei sarebbe cercare di capire quali sono le potenzialità effettive della macchina amministrativa che ho a disposizione. Questa è la prima cosa, perché le mie idee, le idee mie, cioè delle persone che esprimono
assieme a me un progetto politico e di, come si usa a dire, con espressione un po' in voga, metterle a terra. Quindi bisogna prima capire che cosa possiamo mettere a terra, quindi occorre verificare assieme agli uffici la capacità amministrativa di porre in essere un'idea. L'idea è l'idea della campagna elettorale, quindi c'è un'idea, bisogna guardare la macchina amministrativa. Se lei mi chiede la mia personale idea per la città è rendere Trieste l'hub di trasformazione, di trasferimento tecnologico d'Europa. Questo lo possiamo fare ed è la potenzialità, perché noi abbiamo tantissima ricerca di altissimo livello, ma la quantità di brevetti che nascono e di sfruttamento industriale successivo che nascono da questo non è proporzionato. Okay? Noi dovremmo allineare ricerca, brevetti e industria. Ora, non posso però dirle, ah ma no, è la cosa che farei nei primi 100 giorni, perché sarebbe una balla gigantesca. Cioè, se dovessi mai immaginare il progetto che desidero attuare, è quello, perché questo ci consente di attrarre giovani e mantenere qua i giovani. E questo è il tema essenziale. E questo, siccome lei diceva che la convince l'offerta politica di Vannacci, che parla di remigrazione, ecco, io voglio fare remigrare in Italia i molti migranti economici che abbiamo formato noi in Italia, che se ne sono andati dal paese perché il paese non offre loro le prerogative congrue agli studi che hanno fatto e ai sacrifici che hanno fatto, loro e le loro famiglie. Se si fa in 100 giorni? No. Cioè, io penso che chiunque si candidi con un minimo di serietà dica: guardate, devo mettermi a lavorare, adesso Facebook, tutto zitto, direi per 5 anni, certo. Ci vediamo al 5º anno e vediamo dove siamo. E a voi rieleggermi o mandarmi con una pedata nel sedere a stendere. Questo io direi. E amici politici mi hanno detto: ma no, ma attenzione, l'asticella non va messa troppo alta perché poi delude. Ma dico, io ho una vita sola, ho 60 anni, non sto qua 100 anni a prendere me e voi in giro. Il progetto di Trieste non può essere che quello, permettetemi. E non a caso le generali al Carciotti vogliono fare quello. Sento dire informalmente, quindi non posso ovviamente condividere, ma sento dire che anche altri gruppi industriali pensano a quello. C'è il tema energetico, come dire, su cui lavorare, c'è i cavi e i dati, perché ricordiamoci che IMEC, i traffici indo-mediterranei, non riguardano solo le merci, riguardano anche i dati, che sono la grande merce di oggi. Sì, certo. Lavorare su quello. Ma mi scuso con questo stimolante ascoltatore, non è una cosa che vengo lì come amministratore e dico in 100 giorni. Dal primo momento ci si mette a lavorare per propiziare le condizioni perché tra 10 anni, tra 20 anni, Trieste sia quello. Perché Trieste, quali sono i meriti di piazza? Il decoro urbano, eccetera. Però non è che c'è stata una grande enfasi ideativa per la nostra città, tant'è vero che abbiamo avuto l'Ovovia che è stata un po' l'arma di distrazione di massa. Andate a vedere le prime puntate in cui comparivo in questi studi, è usato quella volta, oltre al trasporto rapido alla messa, no? Su cui pretendo di avere le royalties. Una mail dice: salve, siccome i media rendono pubblici le classifiche di studi dove per forza di cose Trieste è al primo posto, mi domandavo perché non organizzate le ricerche dove viene certificato il malvivere in città, il quale porta Trieste all'ultimo posto nelle classifiche, vedi ad esempio il discorso dei suicidi. Sì, sono non lo so. Classifiche di solito nazionali. Allora, io guardi, di classifiche vivo, nel senso che il mio studio viene, adesso diciamo, è presente
nelle classifiche. Il punto qual è? Ci sono classifiche e classifiche. E io non voglio giudicare quelle di cui il sindaco mena vanto e la città mena vanto, mettiamola così, perché non conosco, non è il mio mestiere giudicare quelle. Quello che so per certo è che non tutte sono altrettanto attendibili. E poi ci sono, come dire, le classifiche vanno interpretate, no? Non vanno semplicemente, non ti devi bere il dato. Io francamente, quello che io non so, non trovo conforto, e neppure ne troverei da sindaco, perché il sindaco dice, beh, ma stiamo bene così, ma tu devi puntare a qualcosa, e fatemelo dire. In teoria, a realizzare certi progetti, la cittadinanza nel primo momento viene scontentata. Cioè, paradossalmente, una classifica che dicesse i triestini sono arrabbiati a morte con il sindaco perché sta facendo una certa cosa, non è una classifica che deve essere sgradita al sindaco, perché il sindaco dice ho un progetto, a me non interessa mica essere sindaco, permettetemi, a vita, cioè io ho un progetto, è la mia coscienza e l'opinione che di me hanno i miei figli che conta, cioè le persone che è la mia coscienza, cioè se io trasformo la città nel breve periodo verrò anche preso a cazzotti per strada perché è pieno di busi, è tutto un cantiere, si perdono certi posti di lavoro e che non sono ancora rimpiazzati da altri. Ma questo deve saper fare un politico, perché mi pare un famoso politico dicesse, gli statisti guardano la prossima generazione e i politicanti guardano le prossime elezioni. E noi dobbiamo pretendere dai nostri politici, lo dico anche a chi diceva no, adesso voterò per Vannacci. Io rispetto l'opinione politica altrui, però insomma le promesse riempiono il ventre degli stolti. Fatemi dire così. Allora, leggo un'altra mail, poi andiamo alla telefonata. Ascoltando l'ospite del PD, sorrido e penso alla loro convinzione di aver già vinto le prossime... Non sono del PD, si informi questa persona, sono un civico. Però questo, guardi, già lei la lega. Io la leggo. Ma questa è una email screditante, no? Cioè nasce con lo scopo di screditare. Io gliela leggo però, insomma. Certo. Ascoltando l'ospite del PD, che del è PD. lista russo.fra. Sorrido e penso alla loro convinzione di aver già vinto le prossime elezioni cittadine. Ma chi l'ha detto? Inoltre sorrido pure perché non esiste problema che loro non risolvano a chiacchiere, naturalmente. Siete certi come eravate per Venezia, vero? Statemi bene. Ma no, ma vabbè, ma questo signore... Una signora. Questa signora. Non usciamo da queste cosine. Io non sono convinto di un bel nulla, cioè io non sono convinto che vinceremo perché non abbiamo la più pallida idea di chi scenderà in campo per governare la città, che idee dichiarerà di voler perseguire. Ci potrà essere un entusiasmante candidato di centrosinistra o un entusiasmante candidato di centrodestra. Guardi signora, io la sorprenderò. Io una quindicina di anni fa mi sono schierato con Roberta Antonione nella sua civica. Cioè, quando ho visto Di Piazza e Russo e i due progetti, ho detto quello di Russo è migliore. Poi ha vinto Di Piazza, giudicate voi. Io non sto a dire né chi vincerà, perché io non lo so ancora, proprio è impossibile dirlo, perché non abbiamo né progettualità definita né candidati, primo. Secondo, saper fare tutto. Io non l'ho detto, anzi ho detto è molto complicato realizzare un'idea, cioè io dico quale sarebbe la mia, quella in cui mi riconoscerei, quindi quando vedrò i due candidati sindaco, se il candidato di sindaco di centro-sinistra dicesse decrescita felice, non si muove una paglia, turismo, state sicuri che non mi candido con lui. Cioè noi dobbiamo, e mi auguro che anche a casa facciate così e lo faccia anche questa signora. Cioè perché paradossalmente la signora mi sta dicendo che se il candidato del PD fosse uno che fa un buon progetto lei non lo vota? Cioè perché io insomma sti steccati ideologici mi sembrano un po' superati, no? Cioè certamente si può dire il centro-sinistra nel quale mi riconosco perché cresco all'ombra del liberalismo sociale, cioè sì, liberalismo ma il primo non sta bene se l'ultimo sta male, cioè dobbiamo
prenderci cura dell'intera comunità, no? Non è liberismo alla Reagan. Noi cerchiamo quindi, mi riconosco in questo messaggio politico, che certamente non è di destra, ma io mi auguro che, e quindi dico, ci sono ovviamente delle tracce che definiscono i campi, però siccome alle comunali quello che facciamo è votare per un progetto per la città, e francamente un progetto per la città non è che per forza ideologizzato, io mi auguro che questa signora, adesso dice voi del PD, insomma, voti con saggezza. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Bernardo, sono Oscar. Prego. Buongiorno al consigliere Pasini. Buongiorno. Allora, io volevo fare due domande. Una sulla questione che magari aveva già letto, per quanto riguarda lo streaming trasmesso delle sedute comunali, che praticamente già di per sé la politica è di difficile comprensione, figuriamoci quando lo streaming in questi ultimi tempi è come si sta vedendo, è incomprensibile, è sfasato, l'audio rispetto al video non si sente, non si vede, e poi ci sono interruzioni continue. Se lei magari come consigliere comunale potrebbe intervenire presso i tecnici o gli uffici tecnici che si occupino della sistemazione di questa cosa qua, perché giustamente già come dicevo prima difficile comprendere quando poi la trasmissione è come è attualmente, è veramente incomprensibile. Uno. La seconda cosa invece, e poi la saluto e la ringrazio per le risposte, è la questione per quanto riguarda la denuncia alla Procura della Repubblica del consigliere Russo sul fatto del 2004, ottobre 2004, perché sono passati 2 anni riguardo al consigliere Panteca, che appunto aveva votato o stava votando 24. O ipoteticamente votava per il sindaco di Piazza, ma come dicevo sono passati 2 anni, non si sa ancora nulla. Se ha qualche notizia in merito. La ringrazio, buon lavoro e buona giornata. Grazie Oscar. Grazie per entrambe le domande. Dunque, sulla prima, il responsabile per la trasmissione e la gestione delle immagini è in linea generale il Presidente del Consiglio Comunale. No, naturalmente se c'è un lag tra la parola e l'atto di parlare, tra la registrazione, tra il vocale e la parola, non dipende naturalmente da lui, c'è evidentemente qualche malfunzionamento. Io ho avuto molti motivi di contrapposizione, non solo io, direi l'intero centro-sinistra e talvolta anche qualcuno del centro-destra con il Cavalier Panteca. Non neanche sono convinto che il suo modo di gestire sia migliore, perché lui inquadra le inquadrature, insomma, non sempre consentono di comprendere le dinamiche dell'aula, che sarebbe bene invece fossero comprese. Ci sono talvolta intemperanze, insomma, la gestione dell'aula, insomma, ha subito critiche, e critiche che possono apparire incomprensibili a un cittadino che guardi molto spesso inquadrato il Cavalier Panteca, che insomma non so con quale costrutto. Io guardi, ho perso le motivazioni per cercare di condizionare l'attività del centrodestra, cioè ci ho provato diverse volte, ma è letteralmente versare acqua sulla pietra, nel senso, lei se vuole che le cose cambino ci si deve rivolgere a Panteca. Cioè, perché guardate, quello che io dico è letteralmente, io ho fatto interrogazioni, mozioni, perché quello sono chiamato a fare in comune, tutta lettera morta, abbiamo 200 mozioni in attesa, cosa senza precedenti, perché insomma abbiamo avuto sotto Illy, si facevano i consigli comunali per le mozioni, non c'era arretrato, insomma. Insomma, la gestione d'aula così lascia molto a desiderare. La seconda questione atteneva, mi aiuti,
Oddio, un lapsus. Richiesta del Consiglio Comunale prima, sì, anch'io mi sono un attimo bias in questo momento. Oscar ha domandato, non me lo sono scritto, mea culpa. Dobbiamo adesso... Però facciamo uno sforzo entrambi per recuperarlo. Nel frattempo sentiamo un'altra telefonata. Oscar, rispondiamo tra un attimo. Buongiorno. Pronto? Sì, prego. Dottor Gullotta, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Nevio Santini. Prego. Allora, ascolto l'illustre dottor Pasino, il quale ha un sacco di progetti, più o meno validi, niente da dire, però devo contestare una piccola cosa. Un del vostro gruppo, una persona del vostro gruppo, mi sembra il dottor Sclip, disse in una puntata, non so, di un mese fa circa, che il vostro primo impegno, qualora doveste venire eletti, speriamo che Dio non lo faccia, non vi faccia eleggere, questo tra parentesi, che si occupi d'altro, sarà quello di fare il dormitorio per i disperati via Flavio Gioia. Complimenti come programma, veramente molto ma molto importante, fare il dormitorio. Ecco, solo questo volevo dire, vi auguro una buona giornata. Grazie, no, dunque, quello che ha detto il consigliere Giorgio Sclip, di cui vanto amicizia, essendo poi un collega della lista, era in realtà un progetto che aveva anche il sindaco, ma gli è stato impedito di attuarlo. Cioè, guardi, perché la giunta, diciamo, è attrazione destra e la destra ha questa tesi: se tu se tu dai un po' di luoghi dove dormire, quelli ospitalità a bassa soglia, cioè uno che arriva a Trieste e poi si deve salire su un treno, invece di farlo dormire per terra lo fai dormire in un letto. Allora la tesi, poi diceva il sindaco, è stata: no, se noi facciamo questo arrivano ancora più migranti. La considerazione di Giorgio Sclip, su cui io sono perfettamente d'accordo, e che è in realtà di tutto il centro-sinistra, è: voi preferite che queste persone dormano in Portovecchio, in Piazza Libertà, per terra? Sono persone, sono persone che hanno la loro dignità, come me, come lei, insomma, che ne sappiamo perché stanno migrando. Cioè, ci saranno quelli che non hanno diritto a migrare, ci saranno quelli che hanno diritto a migrare e non vanno trattati come cani. Cioè, a Trieste trattiamo certamente molto meglio gli animali domestici che queste persone. Si trattava soltanto, e secondo me è una idea di civiltà, di dar loro un letto, per quanto possibile, no? Nei numeri in cui questo sia possibile, cioè sottrarre le persone dal cemento e dargli un letto. Non cambia niente, cioè, perché queste persone se ne vogliono andare, pensi un po', non è che dicono Trieste è il Bengodi, vengono qua con l'idea di andarsene, sono su una rotta. È la stessa cosa che può succedere a Lampedusa, cioè quello che a me colpisce è che noi dovremmo essere tutti con il sindaco, e il sindaco con tutti i cittadini, cioè dovremmo dire tutti insieme: com'è che Trieste fa la miglior figura possibile? Non con i migranti, col mondo, trattando decorosamente i migranti. Cioè, se lei ha detto Dio piacendo che non vinciate, allora lei è religioso. Cioè, quindi, secondo lei dice no, ma ha fatto benissimo quello lì a far partorire dentro una mangiatoia, ha fatto proprio bene, perché quella là era una persona che non viveva là, col fischio che doveva darle un letto. Così la pensa? Oppure il 24 lei canta la canzone «Oh, poverello, è nato in una mangiatoia», come faccio anch'io, perché sono religioso come lei, o peggio di lei. Ma dico, allora, cerchiamo di fare 2+2 anche sul profilo del nostro credo. Le persone vanno trattate con decoro e dar loro un letto a me pare proprio il minimo. Una mail dice: buongiorno e buongiorno all'ospite in studio, sento parlare di futuro del Porto Vecchio Porto Vivo, tecnologia, edilizia residenziale e turistica, ma non ho mai sentito parlare di uno spazio teatrale. Cosa ne pensa l'ospite in studio e la sua lista? Grazie mille, buona giornata. Ci scrive Alessio Colautti, che salutiamo. Caro Alessio Colautti, io francamente ne ho parlato perché a me sarebbe piaciuto che si riportasse a nuova vita il teatro sotto la questura. Poi si sa che c'è un problema di uscite, sappiamo tutti
che insieme a Pierpaolo Ferrante si era immaginato di dare all'attuale Trieste Convention Center una vocazione anche teatrale, ma poi, o per meglio dire, la possibilità di una certa acustica, ma poi i costi erano incompatibili con la rapidità dell'esecuzione dell'intervento. Certamente Trieste ha fame di spazi di quel tipo. E non posso dire che in questo momento ci sia un progetto da questo punto di vista, ma c'è una sensibilità, lo ripeto, e guardi, voglio dire che questa sensibilità è trasversale, perché io ricordo, io credo di aver fatto una mozione, qualcosa, insomma, di aver lavorato su quel teatro, e la stavo cucinando, è stata osteggiata, e quando è stata osteggiata è venuto fuori che quelli che la osteggiavano non erano proprio personalmente le stesse persone, ma era un centrodestra in cui altri in un'altra consigliatura avevano fatto avevano avuto la stessa idea. Cioè, io direi c'è una certa trasversalità, però diciamo così, non posso essere imputato, cioè come si diceva, lei ha tanti progetti, io in realtà ne ho uno solo, no? Cioè, quello che mi sta più a cuore è uno, però certamente c'è anche un'attenzione, dovrebbe essere un'attenzione alla cultura, e non posso dire che non ci sia anche da parte di alcuni del centrodestra. Poi i fatti probabilmente non danno ragione alla loro solerzia, tant'è vero che il caro Colautti dice: ma farete se governerete voi? Me lo auguro, insomma, mi auguro che si trovino delle soluzioni adeguate. Ma il dice: aspettando il bus 11 ho dato un'occhiata a Piazza Goldoni e la lascio andare adesso. Sì, ci sono lavori in corso e va bene, si spera in qualcosa di meglio. Saracinesche arrugginite e imbrattate possiamo digerirle per il momento, ma quell'orribile chiosco di souvenir e quant'altro di bassissima qualità a fianco dei portici di Chiozza, anche no grazie, scrive Renata, quindi conformazione urbana e gradimento di determinate installazioni. Sì, beh... Sì, insomma, su questo insomma, capisco lamentela, ma insomma non... Lavorano gli urbanisti. Ecco, allora posso dire una cosa e chiudo. A Trieste quello che è certo è che manca da tanto tempo un discorso urbanistico, cioè una declinazione organica di ciò che noi vogliamo sia la città, soprattutto urbanistico, tra 10 anni. Ovviamente non c'è, perché Trieste non sa cosa vuol fare da grande e per forza non c'è una visione urbanistica. Una delle cose che mi piacerebbe la prossima giunta facesse è, dopo aver detto cosa vuol fare da grande, studi assieme all'ordine degli architetti, insieme a quegli architetti che volessero concorrere a questo progetto, una nuova visione complessiva della città. E questo è un progetto che andrebbe senza dubbio attuato. Grazie ad Alberto Pasino. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori di centrodestra, di centrosinistra, a quelli che vi danno del sinistro, a quelli che vi danno del PD, e a tutti una splendida giornata. Grazie consigliere Pasino della lista Russo.Franco, buona giornata a lei e buon lavoro. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo però tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, 9:09 di mercoledì 17 giugno, cambio la sedia dell'ospite, con noi Dino Zappador dei Pensionati, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno ai telespettatori e buongiorno a voi e grazie per l'invito. Abbiamo subito una telefonata che sono sicuro sia già di diversi minuti che aspetta, chiedo scusa, buongiorno. Buongiorno, purtroppo volevo parlare con l'ospite precedente, ma comunque rivolgerò la domanda a quest'ospite qua. Prego. Allora, che cosa accadrebbe se durante le elezioni le persone facessero una grande affluenza alle urne, ma tutti annullassero le proprie schede? Che cosa accade? Cosa accadrebbe, scusate? Sì. Ma in quel caso là ci verrebbero annullate, se tutti, proprio tutti come dice lei, non voterebbero, bisognerebbe ritornare al voto perché non si ha un consenso, diciamo, popolare. E ripeto di nuovo, cioè se il risultato fosse uguale, cioè che cosa succede se nessuno verrebbe votato?
A livello amministrativo forse si va in un commissariamento del comune, ma penso non è che ne ho la Sì, ma certezza. però No? bisognerebbe che si verifichi come minimo 2 o 3 volte, perché se no dopo vai sempre la richiesta. No? Nel Certo, frattempo certo. rimane in ordine. Le leggi riguardo, cioè resta chi c'era prima. Il sindaco potrebbe rimanere come era prima, logicamente non possono fare i consigli comunali o regionali, Sì, però in il sindaco fa diciamo una specie di segretario generale, ecco. A meno che il ruolo non vada affidato a un commissario che può essere un dirigente comunale o un manager esterno che traghetta il comune, però come diceva Zappador, senza diciamo capacità di pianificazione, cioè, semplicemente mandando avanti la macchina in maniera ordinaria. Credo che sia così, però signora io non ne ho la certezza. Infatti tante volte in certi piccoli paesi dove non ci sono i sindaci c'è un commissario che tiene le cose diciamo urgenti per i cittadini e poi le passa eventualmente a livello nazionale per poter fare opera in prego, continui pure. Ok. Sì, volevo sapere semplicemente come funziona, perché abbiamo sempre visto e leggendo che cosa succede, ma non leggendo volevo sapere la variante a livello legale proprio. Va bene, grazie mille. Grazie. Sì, è uno scenario non impossibile, magari molto difficile. Questa giustamente è una domanda che viene fatta perché tanti che si oppongono a questo problema, a questo quesito, no? Ma perché devo andare a scegliere, sono costretto a scegliere di stare da una parte o dall'altra? Questo si è verificato soprattutto dopo il 92, quando hanno fatto questa riforma elettorale, che le coalizioni non contano più come una volta. Una volta quando c'era il proporzionale veniva fatto un governo oppure un sindaco veniva eletto, che veniva fatto un consiglio comunale con diversi partiti e ogni partito aveva le loro proposte. Oggi come oggi purtroppo ci sono questi 2 o 3 partiti o più partiti che compongono, però logicamente cosa fai? Devi schierarti o a destra o a sinistra, questo comporta un disagio per tante persone. No? Ancora una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottor Gulotti, e buongiorno al suo ospite Franco. Buongiorno. Allora, 2 o 3 cose rapide. Volevo innanzitutto augurarle buone vacanze, diciamo, perché io entro in vacanza con Sveglia Trieste, diciamo. Il problema di Massima è che ho notato che sia la destra dà sempre le colpe alla sinistra, la sinistra dà sempre le colpe alla destra e oltretutto ho notato, spendendo i soldi del PRR che dovranno rendere, però sono debiti che hanno fatto per le nuove generazioni. Avete un'università spettacolare, paragonabile a qualsiasi università in California, a parte i 3-4 mesi di non buon clima a Trieste, perciò è un'università. In tutti i vari progetti dove c'è stata la corsa dei vari partiti di prendere i soldi del PRR, spenderli per tutto e per di più, senza mai prendere in considerazione i giovani. Ho notato, io ho 65 anni, ho 5 figli, ho girato il mondo, è tutta una serie di cose e voi volete riportare in Italia i giovani. Mio figlio si è laureato come ingegnere di informatica in California, prende 200.000 euro o dollari all'anno. Come può far rientrare uno a quei livelli? Secondo, la vita in California costa 1/3 di quello dell'Italia, abbiamo l'IVA al 9%, le autostrade non si pagano, la posta posso fare il passaporto alle 11 sera di domenica e mi costa $40 o 40 euro per la bellezza di 10 anni. Quando qua in Italia pago 40 euro all'anno di marca da bollo e in più la patente mi costa 20 euro o 20 dollari, dove nello stesso giorno posso dare 3 esami se sono cannato, bocciato o quello che sia. Allora la domanda semplice è, siccome valuto che Sveglia Trieste è una televisione troppo vecchia,
Non è il caso che una volta alla settimana, 2 volte alla settimana, 3 volte alla settimana fate intervenire universitari che sviluppano i loro progetti in televisione come idee, perché loro possono arrivare dove vogliono in 2 secondi e mezzo, quando noi mandiamo un fitto in Europa che non parla neanche inglese. Basta, cioè iniziamo a dare... ci sono aziende in California che in 1000 metri quadrati fanno miliardi, capannone di 1000 metri quadrati, cioè penso che basta chiacchieroni. Okay. Abbiamo bisogno di gente capace, li troviamo all'università che voi avete. La ringrazio, Gulotta, buone vacanze. Grazie, come vede sono qui, non sto facendo vacanze, però grazie, comunque le farò prima o poi anch'io. Allora, lui, sì, prego, rispondo un po', effettivamente ha anche ragione il telespettatore, nel senso che il PNRR serviva a questi tanti miliardi, questi 264 miliardi che sono arrivati in Italia, a rilanciare l'economia italiana. Purtroppo, dopo 4 anni, vediamo che l'economia non si riprende, siamo al 0,5. La difficoltà dell'industria è sempre molto più grande, giustamente come ha detto il Signore, i giovani non hanno un futuro, cercano, i giovani, uno che si laurea, che finisce di fare l'università, avrebbe voglia di trovare un posto dove poter dire, adesso vado a lavorare, trovo. Ci sono certi casi nell'informatica, soprattutto come ha detto lui qua, però gli altri purtroppo vanno via. Abbiamo perso 3 milioni di persone in tempo di 1 anno e mezzo, cioè di giovani che si sono laureati, sono andati in giro per il mondo. E questo è un dato di fatto. Effettivamente, giustamente come diceva lui, questi soldi saranno anche da ritornare. Perciò se tu hai usufruito di questi soldi, di questi fondi, li hai investiti e li hai investiti non in quello che dovevi investire per rilanciare il paese, ma ti troverai sempre fermo al palo, il debito diventerà ancora più grande, perché tu dovrai tornare in quell'altra parte, perché mi sembra che il 30 o il 40% erano gratis, poi gli altri però li devi restituire. No? E allora anche questi soldi PNRR vanno presi, certamente, però dovevano rilanciare. Noi non abbiamo più industrie in Italia, che sono stati usati, diciamo, per fare con i comuni, con certe società anche, però non vediamo, diciamo, il motivo e il rilancio della nostra economia, perché basta guardare anche i bilanci previsti e già fatti, diciamo, in previsione di quest'anno, 0,7 quest'anno e 0,5 il prossimo anno scadono tutti gli aiuti e bisognerà cominciare a pagare i debiti. Allora questo è un discorso che effettivamente lo pagheremo in seguito, ma molto forte. E purtroppo, come diceva lui, gli stipendi sono diversi, ma basta andare fuori, basta andare in Austria, basta andare in Danimarca, in Svizzera, gli stipendi che purtroppo qua siamo all'ultimo posto, mi sembra, della classifica europea come stipendi, no? Grecia. Ecco, dopo solo la Grecia mi sembra che sia sotto di noi. E questo comunque comporta un freno, perché se la persona che lavora e percepisce uno stipendio e non riesce neanche a finire il mese, c'è anche l'economia ne risente, perché non spende più, i soldi non girano più. E le varie società non fanno l'utile che dovrebbero fare. Chi fa utile adesso? Solo le grandi banche, tipo le Generali, Credit, quelle cose là. Poi, però il resto, c'è l'industria, quello che dava la possibilità alle persone come gli anni 70-80, che addirittura avevamo la contingenza per mantenere il costo della vita, oggi questo ci viene a mancare. E questo è un grosso problema perché le persone Io guardavo proprio l'altro giorno, guardavamo a Trieste, ci sono 20.000 persone che prendono meno di 1.000 euro al mese di pensione. Poi abbiamo altri 25 che prendono tra i 1.000 e i 1.200 euro. Cioè abbiamo quasi il 40% delle persone che effettivamente fanno molta fatica ad andare avanti e subentra quello che si va a dire, diventa la povertà. Oggi, l'avvenire di oggi, se tu in prima pagina, a parte la morte del cardinale Ruini, che è stato un grande personaggio, diciamo, sia ecclesiastico ma anche politico in Italia, c'è scritto che negli ultimi 10 anni la povertà è aumentata del 48%.
Qua bisogna prendere atto di queste cose, cioè non si può lasciare la gente andare via così. E effettivamente Trieste purtroppo c'è una Poveri città... si resta, ecco il titolo della Ecco, Nel vedi, 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. Sì, poi nell'articolo viene riportato tutti gli ultimi rapporti, ma comunque per far capire com'è la situazione in Italia, cioè non è il paese di Bengodi, perché effettivamente non abbiamo più nessuna difesa economica. Cioè noi pensionati abbiamo chiesto, e anche i sindacati, abbiamo chiesto che venga erogata una 14ª per recuperare soltanto in parte della perequazione che non viene fatta alle pensioni da anni e anni e anni. L'altro anno hanno fatto 20-30 euro, sono venuti d'aumento, 2-3 euro quest'anno. Cioè sono cose che purtroppo, però dopo questo va a pesare sia sull'economia e soprattutto sulla sanità dopo. Abbiamo la pubblicità che ci dobbiamo lanciare già 6 minuti fa, quindi andiamo in pubblicità adesso e torneremo tra poco anche a sentire la prossima telefonata. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 9:24 minuti con Dino Zappador dei pensionati. Tra poco parliamo ovviamente della vostra proposta di legge sulla sanità. Prima sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, stato fortunato, sono riuscito a riprendere la linea. Faccio la stessa domanda al suo ospite, no? Se domani lui diventa sindaco, no? Per i triestini cosa farebbe da subito, sapendo la situazione attuale, no? Okay. Ecco, la ringrazio. Grazie. Ma guardi, il primo gesto da sindaco, quale potrebbe essere? No, allora io, giustamente questa è una domanda logicamente fatta da una persona che vorrebbe vedere cambiare la città, logicamente. Evidentemente. No? Ecco, quello che io dico sempre, questa città è rimasta il palo sulla parte, diciamo, tecnologica dello sviluppo che ha avuto in tutto il mondo, compreso il nostro paese. Noi vediamo una cosa soltanto, però dico, no? E purtroppo non abbiamo più industrie. Diciamo, un territorio vive anche con l'industria, vive con il commercio e anche il commercio langue abbastanza. Abbiamo visto che hanno chiuso più del 40% della parte commerciale. E non abbiamo una prospettiva per il futuro. Porto Vivo, Porto Vecchio come si vuol dire, non si sa che fine farà. L'unica cosa certa che abbiamo adesso sono gli uffici della regione che vengono spostati dalla Marina in Porto Vecchio, ma non mi porta uno sviluppo quello, non mi porta, anzi forse mi porta un costo. Cioè la previsione cioè, i governanti di oggi non hanno un'idea sul futuro di questa città. Io dico sempre una cosa, e sotto l'impero austro-ungarico Trieste era diventata la quarta città europea più importante, c'era uno sviluppo, dopodiché è venuto l'OI triestino, le varie assicurazioni, il Generali, l'OI Adriatico, avevamo la RAS, avevamo addirittura anche le banche erano diverse, no? Era la Cassa dei risparmi di Trieste, cioè erano dei fondi e delle persone che studiavano. Infatti noi quello che viviamo, questa città che viviamo ancora diciamo, sulle cose fatte 30-40 anni fa, perché basta vedere la Laura Bassi, che è la nave che va a fare delle ricerche in Antartico, di qua e di là, è un'eccellenza per Trieste come studi diciamo, scientifici. Abbiamo la Sissa, abbiamo il sincrotone, abbiamo l'area di ricerca, ma sono tutte cose fatte 40 anni fa, che poi da 20 anni a questa parte Trieste è lasciata andare, cioè sono là, sono presenti, fanno anche degli ottimi lavori, però non danno più quella sicurezza, quel lavoro e quel futuro per questa città. Cioè non c'è nessuno, oggi come oggi, se noi togliamo delle famiglie importanti di Trieste, che sarebbe come Enrico Summer, quella Summer Shipping, e con Parisi e altre persone, Trieste
sarebbe morto anche il porto, perché non ci sarebbe più neanche il commercio, perché diciamo che l'autostrada del mare è stata fatta del papà di Enrico Sommer, no? E ha rilanciato la città e anche il porto. Però il vecchio stile di Trieste, quello di avere delle iniziative, che era una città cosmopolita, diciamo, erano grechi, erano di diverse razze che venivano a Trieste e avevano fatto una caratteristica di Trieste commerciale che era molto importante. Oggi non so. Io nel mio piccolo so che oggi come oggi si potrebbe usufruire anche assieme ai grandi, diciamo, al grande polo assicurativo finanziario che è le Generali, si potrebbe rilanciare questa città. Però logicamente ci sono dei paletti che a Milano, oggi come oggi, possono bloccare certe iniziative. Abbiamo visto che ci sono dei movimenti anche finanziari che volevano accaparrarsi anche le Generali, no? E allora è molto difficile. Cioè un'amministrazione dovrebbe prima di tutto a parlare logicamente con lo Stato centrale, fare un programma di sviluppo e di rilancio della città, il quale io qua in questo momento purtroppo non lo vedo le navi che vengono qua, 3 navi che vengono in crociera, ne abbiamo oggi, mi sembra domani saranno qua, però non ti portano un risultato per il bene dei cittadini. I nostri ragazzi che vanno via, 1500 ragazzi ogni anno e forse anche 2000 in certi casi, in certi anni, vanno via perché non hanno più un futuro, non hanno più un posto, diciamo, che gli garantisse il loro futuro di mettere su una famiglia, di prendere gli appartamenti. Giustamente prima qualcuno diceva degli appartamenti. Gli appartamenti, io posso dirle che sono tante persone anziane che mi vengono a dire, sai, non mi hanno rinnovato l'affitto perché mi hanno chiesto 400 euro in più al mese e io non posso pagarle, allora lo vendono e lo danno in affitto ai turisti. Questo è un danno che fa e i nostri concittadini rimangono senza, addirittura in difficoltà a reperire un altro appartamento perché i prezzi sono raddoppiati in tempo di 2 anni. E questo è il problema e questo fa diventare la gente anche più povera. E per questo lei mi ha chiesto cosa farebbe. Io dico, bisogna fare una squadra, logicamente, circondarsi con le persone che sono all'altezza, universitarie, industriali, e studiare un metodo per il rilancio di questa città, perché questa città purtroppo oggi come oggi, almeno secondo il mio punto di vista, non vedo un grande futuro. Ecco. Ok. Altra telefonata, poi pubblicità, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io mi aggancio al discorso delle pensioni che era stato fatto prima dello spot pubblicitario precedente. Sì. Noi siamo una coppia di pensionati. Io non ho problemi a dire le cifre. Io dopo 41 anni di lavoro prendo 1.150 euro di pensione. Mio marito altrettanto prende 1.380. Okay. Per un piccolo aumento che abbiamo avuto, naturalmente abbiamo perso l'esonero del ticket. Sì. In più ci hanno aumentato anche l'affitto, perché non abbiamo mai potuto permetterci di comprare una casa con 3 figli e abbiamo accettato chiaramente questo aumento perché siamo qui da tanti anni e trovare un'altra casa non era facile. Adesso io mi domando, ma a livello regionale stanno facendo qualcosa? Dico almeno per alzare il tetto di questo esonero del ticket, perché è una cosa indecente che una persona ha la stessa cifra di una coppia e in più aumentano gli affitti, aumentano i ticket, aumenta il livello di vita quotidiana, il mangiare e tutto, e questo tetto del ticket resta sempre uguale. Okay, ecco, sì, la mia domanda è questa, in altre regioni so che lo stanno già facendo, qua da noi c'è qualcosa in movimento? Sì, ma signora, rimanga in linea, io dico anche questa mattina ci sono i miei colleghi che raccolgono le firme in largo Barriera e proprio per questa legge qua noi abbiamo fatto una legge popolare, una petizione popolare per richiedere l'aumento del ticket sanitario, portarlo da 36.151 euro che è adesso, portarlo a 50.000. Benissimo, ecco, benissimo. Se lei passa giù, firmi oggi, domani e sabato siamo a Valmaura al Famila, davanti al Famila.
E sono già siete in tremendi. barriera? Devo dirle purtroppo amaramente che purtroppo abbiamo, come ha detto lei, noi siamo in strada e vediamo e parliamo con la gente sempre, però dalla parte politica devo dire che ho trovato veramente difficoltà a reperire, perché noi le firme le dobbiamo raccogliere con la presenza di un convalidatore che è un consigliere pubblico, cioè consigliere comunale come minimo, e tanti ci dicono sì, siamo, veniamo, e poi ci presentiamo nella piazza dove decidiamo di andare e non troviamo nessuno. Tanto che ho il dubbio di arrivare, perché siamo arrivati a 3.000 firme, ci servono ancora 2.000 fino al 3 di agosto. Io spero che anche in Friuli, perché la stessa cosa, e soprattutto i partiti politici, quelli che ci avevano garantito dei supporti su queste cose, che non ha colore politico, né di destra né di sinistra. Questa è una cosa che va per le persone, come ha spiegato lei, che hanno lavorato e che adesso si trovano per avere... Io ho visto persone che per 3 euro hanno superato quella cifra, a pagare 1.800 euro di ticket perché la moglie si è ammalata. Cioè questa è l'ingiustizia di questo paese, che nessuno interviene. Cioè che nessuno interviene. Noi abbiamo fatto questa proposta, speriamo di raggiungere. Comunque io non mi do per vinto, perché spero di trovare anche qualcuno politicamente già in consiglio regionale che ci aiuti, se non altro, a presentare questa proposta di legge nostra entro nella finanziaria di settembre-ottobre, quando viene fatta. Sì. Ecco, grazie. Allora, Grazie signora. Io mi auguro che ce la facciamo. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Buona giornata a lei. Come detto, pubblicità. Poi il tema è questo, il cuore, diciamo, dell'argomento per cui oggi abbiamo avuto il piacere di riospitare Dino Zappador, è proprio capire a che punto eravate con la raccolta firme, ma insomma magari ne riparliamo con calma dopo la pubblicità. L'ultima di questa mattina, vi ricordo che andiamo avanti fin 10:15, tra poco. Questo è il fatto. Bene, ben ritrovati 9:39 di questo mercoledì 17 giugno in compagnia di Dino Zappador dei pensionati. Ho una mail che dice da Antonio: buongiorno, volevo correggere il suo ospite, gli italiani immigrati all'estero negli ultimi 3 anni sono 430.000, comprendendo tutte le fasce di età, anche i pensionati che vanno a risparmiare sulle tasse. Ci sono delle situazioni di questo tipo. Altra mail dice... No, ma io quello che dicevo io al signore, dicevo che gente che va via anche per studiare, non è che dico solo quello che ho detto io. Ok. Cioè, che comprendo. Un'altra mail dice: ricordo che tempo fa in Croazia si è avuta una protesta a livello nazionale, tutti i pensionati per un giorno si sono astenuti dal fare la spesa per protestare contro il caro vita. È stato un gran bel scossone. Perché non adottare anche qui certe forme di protesta? Qui tutti brontolano su tutto, sul caro spesa, ma lo spreco è sempre molto. Ci si indigna per i soprusi, ingiustizie e torture perpetrate nei paesi che sono però nostre mete turistiche preferite, vedi l'Egitto. Si vorrebbe meno inquinamento, ma rinunciare almeno una volta all'uso dell'auto è una tragedia. Il semplice cittadino o pensionato avrebbe un gran potenziale se solo il minimo comune disagio facesse da collante, scrive Renata. No, questo è giusto, questo che dice la signora, ma io dico una cosa soltanto. Purtroppo i pensionati, noi abbiamo cercato di fare anche delle iniziative popolari, però dai annunci una cosa e l'altra, poi ti giri, sei in 30-40 persone. Adesso ho visto che addirittura c'è un partito nuovo che si chiama Ora, c'è un segretario, mi sembra che sia un certo Boldrin, che giustamente porta avanti questi disagi dei pensionati, e dirò di più. Quello che io avevo detto, perché tante volte sono anche giù a Roma e ho fatto anche degli appunti, ho detto: ma è possibile che in Italia abbiamo delle persone che prendono, c'è una persona che porta 93.000 euro al mese di pensione. Al mese? Al mese, 93.000 euro al mese di pensione, una. Poi ci sono altri diversi che portano a casa anche 70-80, tipo Amato, l'ex ministro. Allora io dico, ma è possibile che queste persone qua hanno versato quei soldi? Giustamente, se hanno versato quei soldi nessuno gli toglie nulla, è un suo diritto, è giusto che sia così, ma siccome si sa che certe categorie
gli ultimi 6 mesi venivano avanzate di grado, di promozioni, e andavano quegli ultimi 6 mesi di stipendio in pensione con 5, 6, 7 milioni, allora io dico, non è onesto nei confronti dei lavoratori, di quelli che hanno fatto 40, 35, 40 anni, che vanno adesso, gli vai a fare il conteggio fino al 92 con la retribuzione, adesso col contributivo e tagli. Controlla prima quelle persone che prendono, diciamo, dai 10.000 euro ai 93.000 euro all'anno. Se hanno versato i soldi, nessuno vieta che li ricevono, ecco. Però ci sono dei dubbi e adesso giustamente un ingegnere che ha lavorato tanto in America, adesso ha fatto questo partito, si chiama Ora, mi sembra che addirittura sia un partito di centro, hanno cominciato a operare su queste condizioni. E allora io dico, no, però noi facciamo queste iniziative, vediamo anche con le firme, tante persone dicono io sto bene così, sono esente, cioè non bisogna essere anche, non dico altruisti, ma avere un po' di rispetto anche per le altre persone, perché tante persone per comprarsi le medicine non riescono neanche a fare la spesa durante il mese. Allora io dico, questa è una legge che noi abbiamo proposto per aiutare, torno a ripetere, non ha un colore politico, sia a destra che a sinistra, è una questione di buonsenso, diciamo, anche di convivenza con le persone che sono meno fortunate di quelle che se la fanno a superare anche all'inflazione, al costo delle bollette, al costo del caro vita, tutto qua è una questione diciamo, sociale, di una società che si aiuta tra loro, perché purtroppo non tutti hanno. Noi a Trieste, posso dire, come dicevo prima, sono 20.000 persone che prendono meno di 1.000 euro al mese. Fate voi spese condominiali, spese elettriche, dell'elettricità, dell'acqua e andare al supermercato. Ed è molto difficile finire il mese. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia, Quotidiana. Prego. Allora, io volevo chiedere al suo ospite, gentilissimo, che io ho telefonato ancora, saranno mesi fa, e quando lui appunto ha illustrato l'iniziativa della raccolta firme, e io sono uno di quei casi, io e mio marito, come la signora che ha chiamato prima, che hanno 2 piccole pensioni e adesso pagano i ticket. Io ho una sola pensione, ma prendo qualcosa di meno della signora, diciamo, facendo la somma delle sue pensioni, ce l'ha solo mio marito, ed è un po' meno di quello che prende la signora. E io all'improvviso mi sono ritrovata anziana, perché siamo anziani tutti e due, con dei problemi di salute che purtroppo capitano, e ho pagato non 1.800, 2.000, quasi 2.000 euro tra visite private, perché non riuscivo ad avere una visita tramite la cassa, come si dice, no? E poi i ticket, carissimi. Ecco, questo è. E volevo sapere se le firme, ho sentito però purtroppo che non ne ha raccolte tante, no? No, siamo di 3.000, ci mancano ancora 2.000. Io spero di riuscire, perché ascolti, quello che... Sì, certo, ha ragione, è così, però io dico questo. Abbiamo un presidente di regione, che lo chiamano governatore, ma mi sembra megalomane questa roba, che prende un sacco di soldi. Abbiamo tutto una giunta regionale che loro si aumentano gli stipendi senza chiedere il permesso a nessuno, no? E noi dobbiamo andare ancora anche a fare i tavolini e a raccogliere le firme. Ma da chi siamo governati, santo Dio? Ma se tu vedi, ti accorgi che aumentando quell'elemosina sulla pensione metti quelle persone nella condizione di essere più poveri di prima, ma non ci arrivi da solo? Dico io, non dico 50.000 euro, ma almeno 40, 45, va bene, non voglio esagerare, per carità che non mandiamo in rovina il paese. Ma a me fa anche nervoso, bisogna purtroppo raccogliere firme. Mi scusi un attimo, io sono stato molto chiaro anche quando avevamo all'inizio un rapporto che abbiamo scritto, cioè noi proponiamo 50.000, poi si può trovare anche un adeguamento, no? Per esempio la regione della Lombardia ha portato a 42,
gli altri hanno portato 50, certi hanno portato 55, io dico, ma dateci almeno 45, cioè si può trattare, non è si che chiede vogliamo 50 essere, per ottenere 45, 45. Diciamo, sì, E sì. questo è il fatto, che purtroppo non abbiamo avuto nessuna risposta e Mi quello scusi, che mi fa... visto che sono pagati tanto bene, no? Allora, quantomeno quando tu dai un aumento, controlla che questi utenti cittadini continuino ad avere il diritto all'esenzione. Quindi calcola tu, visto che hai i tuoi contabili pagati profumatamente, assessori di tutti i colori, di tutti i tipi, e comunque guardi, mi scusi, ma non è vero che non c'è un colore politico. C'è un colore politico, No. perché c'è una parte certo, politica il che colore ha senso civico e una parte politica invece che va in chiesa, battersi il petto e poi non gliene frega niente se la gente dorme al freddo. Quindi c'è un colore politico. Non è un colore politico molto forte, ma c'è, ecco. Mi dispiace, ma è così. No, Purtroppo. io stavo dicendo colore politico nostro, noi abbiamo fatto una cosa su iniziativa, addirittura certi pensionati che sono ex militari ci hanno chiesto di portare avanti questa cosa, perciò che magari avranno un'ideologia diversa dalla nostra e l'altro. Cioè, questa cosa l'abbiamo fatta, questa richiesta popolare, perché c'è gente che ce l'ha chiesta effettivamente perché sono in grosse difficoltà, avendo in famiglia persone che hanno bisogno di cure. È tutto qua, cioè è un aiuto, che noi volevamo portare a conoscenza della cittadinanza, che capisca effettivamente, come ha detto lei. Io sarei lieto e contentissimo che se anche un consigliere della maggioranza mi chiamasse e mi dicesse: guardi, portiamo a noi e lo presentiamo alla fine dell'anno nella finanziaria. A me andrebbe bene anche a 40.000, per l'amor del cielo, perché è sempre un aiuto, magari piccolo, però sarebbe un aiuto. Però io sono qua, aspetto, vediamo. Loro dovevano calcolare che quell'aumento non privasse la gente che aveva bisogno dell'esenzione ai ticket. È vero questo, sì. Loro dovevano saperla questa cosa qua. Che viene la Presidente del Consiglio con la calcolatrice lì da Vespa che mi fa venire i grizzoli, per non dire altro. Perché quella non è per questione politica di colore, ma proprio per questioni pratiche di vita quotidiana. Ecco, questo è. Va bene. Grazie. Grazie del suo lavoro. Grazie, buongiorno. Grazie signora. Poi c'è un adeguamento Istat che non è equo, no? No, non è equo. L'adeguamento Istat va a rincanare il paniere, certo. Però poi non si vanno a ricalibrare, certo, diciamo, i benefici. Allora, io dico una cosa, calcolo 2 anni fa dell'Istat, era questo fatto, cioè 2 anni fa, no dell'Istat, era un'associazione artigiana, che loro hanno la Confartigianato, avevano fatto un valore dei 1.000 euro del 2010 alla fine del 2024, mi sembra che avevamo perso quasi il 30%. Perciò cosa vuol dire? Uno che prende 1.000 euro oggi nel 2010 e quelli là nel 2024 valevano 700 euro. E questo è un danno che dovrebbe essere, quella famosa perequazione, doveva essere compensata, portare da 1.000 a 1.300 euro. Però purtroppo le cose non è così. Capisco che ci sono milioni di pensionati, però io dico anche una cosa, certe pensioni che tu gli dai addirittura agli eredi dei politici, vai a toccare là qualcosa, no? Non puoi tirare la cinghia sempre sulle persone più povere e più disagiate. Ecco. Ancora una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Buongiorno, un saluto a lei, alla redazione, gentili ospiti e tutti quanti i telespettatori di Tele4. Ecco, io volevo proporre questa riflessione. Allora, premetto, devo essere coinciso, di conseguenza faccio ammenda nei confronti di chi è un stato di economia, però devo portare un esempio affinché che si capisca meglio, diciamo, il concetto, no? Allora, la ricchezza in economia, in una situazione, ad esempio come Trieste, viene misurata in base alla quantità di contante, passatemi il termine, che è su quel posto, su quella zona, e dalla velocità in cui questo contante gira. Non so se ho reso l'idea, cioè la quantità con la velocità di consumo del contante, no? La povertà avviene quando, diciamo, questo contante esce, diciamo, dalla zona e la velocità rallenta.
Ecco, io volevo proporre questa riflessione. Se voi vedete qui l'economia triestina, posso dire che il primo è proprio questa amministrazione di piazza. Vediamo che, ad esempio, se portiamo un esempio, le navi da crociera, io me ne sono andato a vedere i fornitori delle navi da crociera e vi posso garantire che l'unico fornitore delle navi di crociera che ho visto con i miei occhi è una semplice automobile targata a Trieste dell'autorità portuale. Tutto il resto era di fuori Trieste. Se noi andiamo a vedere gli investimenti che vengono fatti qui a Trieste, sono tutte quante di società da fuori che investono il minimo possibile e portano via gli utili. Io porto un esempio del Burkina Faso che lì ho contatti governativi, posso parlare tranquillamente, no? Ecco, il Burkina Faso era praticamente aveva l'economia uguale, identica a quella di Trieste. Cioè, potenze coloniali entravano in Burkina, portavano via i prodotti del Burkina e si trovava a essere uno degli ultimi posti al mondo in termini di povertà. Come che abbiamo qua a Trieste? Perché abbiamo povertà. Da quando il nuovo governo ha iniziato a obbligare, se porto un esempio, ha nazionalizzato l'oro e l'oro del Burkina non viene più esportato in Europa ma rimane in Burkina, solo il fatto che quell'oro è rimasto, contante che rimane e che gira all'interno della stessa identica zona, come ho detto prima, ha iniziato a dare dei risultati sociali che sono qualcosa di incredibile, senza contare un'economia del Burkina che parliamo dell'8% del PIL all'anno, che cosa veramente mostruosa. E tutto perché hanno invertito questo ruolo economico in cui come ho detto prima, tutti quanti le parti economiche investono portando via gli utili e preferibilmente anche le capitali. Se noi diventiamo una sorta di predazione economica e non di investimento economico. Grazie, buongiorno. Ok, non ho capito la domanda. Praticamente la domanda, lui dice che era questo Stato che aveva difficoltà economiche, tenendo le proprie risorse, si è evoluto e si è arricchito. Il problema è questo che dice il signore, può essere, sarà anche valido. Il problema di quello che abbiamo, se non altro, viviamo proprio in questo periodo qua nella nostra regione, nel piccolo, di due realtà. L'Electrolux e la Startech, quella che abbiamo giù in Via Flavia. Le probabilità qual è? Che purtroppo per fare l'economia, come dice lei, deve essere persone che hanno un punto di riferimento e un'idea molto chiara allo sviluppo. Qua abbiamo visto che purtroppo anche quando certe grosse società vengono fornite con dei sovvenzionamenti addirittura nazionali, finito praticamente questo sovvenzionamento, tornano a dire siamo di nuovo in crisi. E questo è successo all'Electrolux, che sta succedendo adesso, una cosa e l'altra. Cioè loro prendono i soldi, usufruiscono di questi fondi, mantengono i lavoratori, quando finisce certe commesse che loro con quei soldi avevano percepito, dicono siamo in crisi, dobbiamo licenziare 1.000-1.500 differenti. La Startech qua a Trieste è la stessa cosa, ormai va da quanti anni prima avevamo, qua c'era Nokia, prima c'era tutto, era stata una trafila, la stessa cosa. Purtroppo non c'è. Io dico, dovrebbe essere, quando si danno dei sovvenzionamenti a certe società, dovrebbe essere un organo di controllo. Perché non è possibile che io ti do milioni e tu dopo 2 o 3 anni mi vieni a dire non ho i soldi per pagare gli stipendi, non ho i soldi per la produzione, devo licenziare 500 persone, 50, 200. Questa è una mancanza, di rispetto, sapendo che non c'è nessuno che mi controlla. E purtroppo l'economia italiana è basata anche su queste cose qua. Basta vedere, noi non abbiamo più le grandi fabbriche, i grandi stabilimenti. Tante volte mi raccontava uno che addirittura aveva bisogno di trovare delle viti per il motore di una macchina e doveva aspettare che arrivino dalla Cina. Una volta non succedevano queste cose. E questa qua purtroppo è stata una globalizzazione che in Italia ha permesso a tante società di vendere le proprie industrie, e adesso paghiamo la situazione
del mondo economico, non abbiamo più una certezza economica, e quando viene a mancare i soldi alle persone, logicamente il paese diventa più povero, e questo è il fatto. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, volevo aggiungere una cosa. Allora, proprio riguardante le pensioni, io mi chiedo, ma non si può denunciare l'INPS quando per un esubero del limite annuale da non superare della pensione per ciò che non ti vengano detratti i soldi, che l'anno scorso erano 19.772,50 e quest'anno sono a 29,55, quando un esubero da quella cifra, cioè se la pensione, io parlo proprio di cifre reali, è di 20.212, quindi l'esubero è di 182,45 euro, quindi un'inezia, perché non si prendono quei 182 di esubero e invece ti tirano via completamente la pensione sociale, fregandoti in tutto durante l'arco dell'anno 6.000 euro, sapendo che comunque queste persone sono dentro delle strutture dove viene pagato il doppio di quello che prendono di pensione. Allora, chi viene coinvolto poi? I familiari. L'esubero, cioè, significa che un familiare che prende 1.200 euro deve vivere con 600 euro per poter permettere alla persona di avere un'assistenza infermieristica, che in casa non si può, perché un infermiere in casa, e non ne puoi avere uno, ne devi avere almeno due, superi i 5.000 euro. Quindi sei costretto per un'assistenza proprio sanitaria a dover accedere a questo. Questa è roba da denuncia. Lo so. E questo... Perché non fanno una compensazione? Prendetevi i 182 euro di esubero e lasciategli il resto dei 6.000 euro, che oltretutto servono per pagare la retta. Cioè veramente il delirio sta accadendo. Che questa è una roba da denuncia. Cioè l'INPS sta fregando i soldi della pensione, che oltretutto, aspetti, pensione sociale, era una pensione civile, di invalidità civile, ma naturalmente il governo e l'INPS se la sono studiata giusta, dopo una certa età la trasformano in pensione sociale, così quello che come in pensione di invalidità non possono toccare, te la toccano con la pensione sociale. Nota bene, l'invalidità resta a livello sanitario, ma non a livello economico. Allora scusate, non ci sono i presupposti per una mega denuncia, anche la Corte europea, perché in Italia lasciamo perdere, abbiamo la famiglia qui, i familiari che governano, quindi non mi aspetto più niente da questo paese, ma porca miseria, si stanno fregando i soldi di sopravvivenza dei pensionati. Ok, ma è vero. Grazie, lasciamo un commento a Zappa. Anche i parenti, grazie. perché non abbiamo stipendi miliardari noi. Okay. Cioè la povertà si sta creando così. Per non abbandonare i nostri anziani stiamo andando a finire tutti nel calderone, a parte l'elite. Buongiorno. Prego Zappa. Sì, quello che dice lei, signora, è vero. Io ho visto addirittura per 3 euro, come le dicevo prima, a sborsare sui 2.000 euro all'anno, e questo va a incidere. Quello che dice lei è anche vero, però purtroppo, cioè, io sarò forse anche un po' maligno nelle cose. Secondo me loro, quello che ha detto lei, quel superamento dei vari, diciamo, limiti che mettono loro, l'aumento che loro fanno viene calcolato proprio su quello, perché io ti do 20 euro, però nella massa il 30-40% superano quella cifra e li tolgo e scatta le trattenute dopo, no? E allora è una questione, cioè sarà una cattiveria, non vorrei essere capito male, non voglio dire un furto perché non sarebbe giusto, però sono delle trattenute che loro dicono ci rientrano aumentando questo aiuto alla famiglia, al pensionato. Diciamo che si aumenta da una parte per recuperare dall'altra. Ti aumento da una parte e recupero dall'altra parte. E purtroppo è così. Ho capito. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno a voi, sono Gino, un saluto anche all'ospite.
ogni volta che sento questi discorsi mi viene sempre in mente, che l'ho detto 100.000 volte, che il problema è il meccanismo. Le banche, ogni 100 euro che uno versa in banca, la banca emette per ogni euro che è entrato 100 euro. Quindi c'è un aumento di moneta, di soldi in circolazione enorme. Quando una cosa è molto diffusa, cosa succede? A parità di merci proposte, che perde di valore, perché la merce viene acquistata sempre in base al numero delle merci disponibili. Quindi vuol dire che noi, siccome le banche producono continuamente mutui, compri le macchine, non vogliono i contanti, vogliono che fai prestiti, perché così le banche emettono soldi e il volume del soldi è talmente grande che chi è a reddito fisso perde continuamente e quindi l'inflazione è una cosa ormai normale, però l'inflazione incide anche sui costi dello Stato, il quale però ha il vincolo di bilancio e quindi lo Stato, quello che sono le tasse che lui incamera ogni anno, non hanno più lo stesso valore e quindi deve spendere, pur spendendo tutti i soldi delle tasse, ricava meno servizi. E questo è il criceto, è la storia del criceto e noi siamo dentro in questo sistema economico sbagliato che vive dal 2000. L'Unione Europea dal 2000 ad oggi ha perso il 50% di PIL e i nostri politici, che però hanno le pensioni da 93.000 euro, di questo se ne sbattono perché loro sono contornati dai lobbisti. Quindi finché non si cambia e si ritorna al sistema precedente, il sistema precedente in cui lo Stato guidava l'economia, cioè l'economia non doveva essere contro il cittadino. Attenzione, Prodi, che era nato in quello Stato lì, che dopo lo ha invece svenduto, è andato in Cina a illustrare come funzionava e la Cina è a questi livelli perché ha preso in carico il sistema che avevamo noi in Italia. Aprite gli occhi e fate pubblicità, bisogna demolire questo sistema liberista. Grazie e buongiorno. Grazie. Ma questo, quello che ha detto Gino, si in parte anche, cioè, la verità purtroppo, diciamo, il potere d'acquisto nostro va sempre, diciamo, a scemare, no? I soldi che le persone hanno durante il mese, sia lo stipendio che la pensione, va speso giustamente lui, come ha detto, anche sui prodotti. Cioè, trovo una cosa, faccio solo un esempio, non so, le grandi società tipo Ferrero, Nutella, che fanno, per fare un esempio, loro non è che comprano adesso che è aumentato il trasporto, che è aumentato la benzina, loro hanno già i suoi magazzini da 3, 4, 5 anni fa, perciò quel prodotto loro non è che l'hanno pagato adesso, quello che dicono loro costa magari, non so, €1 a tonnellata, l'avranno pagato a 25 centesimi, però adesso te lo vendono con i vari aumenti e questo succede che noi cittadini ci troviamo in difficoltà per l'aumento e loro fanno sempre più guadagni perché all'epoca avevano conquistato molto più basso il prezzo del prodotto. Una mail dice: io ricordo Barzila che si è insediata a Trieste con sgravi fiscali e aiuti statali, mantenendo posti di lavoro qui e nello stesso tempo ha chiuso uno stabilimento in Belgio e licenziato in Francia. La stessa questione cambia se sei dipendente in Belgio o a Trieste, e quando a Trieste si grida allo scandalo lo si fa quando è a sfavore e non a favore. Questo è un concetto che è emerso nel momento in cui sono arrivati le prime lettere, insomma, di cassa integrazione, di licenziamenti. Ma questo è vero. Ma c'era in quel momento anche tutta una questione di rifinanziamento da parte degli enti. È tutta una questione, diciamo, allora, io non dimenticherò mai, mi sembra che quando era arrivato Arvedi perché è venuto? Perché la regione tramite lo Stato italiano lo aveva fornito, aveva dato un cospicuo cifra di investimento qui, che c'era all'epoca la Ferriera, no? E poi
logicamente quando ha smesso, perché siamo onesti anche su queste cose qua economiche, che c'è, secondo il mio punto di vista, può darsi che mi sbaglio, ma non credo di sbagliarmi tanto, perché tanti l'hanno confermato che è stato così. Lui perché poi ha anche smesso di fare l'altoforno a caldo, no? Perché aveva già un contratto, finiti questi soldi che aveva ricevuto, c'era Serracchiani mi sembra all'epoca che l'ha portato qua in regione, aveva già un contratto con i cinesi per fare una grande base logistica a Servola. Ecco, allora per quello ha smesso, perché sennò non avrebbe neanche smesso forse, o forse avrebbe chiuso tutto, no? Per dirti, però purtroppo dopo si sono messi di traverso logicamente l'autorità portuale e altre società, e anche i tedeschi, anche in una città di Amburgo, mi sembra proprio cinese, che non voleva perdere, si vede la piazza di Amburgo a confronto Trieste, perché Trieste era molto più centrale logicamente di Amburgo, perché Amburgo l'abbiamo al nord della Germania, e fare arrivare là la Merse e poi portarla in giro per l'Europa si vede costare di più. L'hanno creato e allora poi è andato a scemare e non hanno fatto più nulla. Allora dico, è tutta una questione di interessi, cioè già calcolati anche nel fornire i soldi, giustamente come ha detto il signore prima della Varsila, in Belgio e in Francia, logicamente le persone che vengono anche licenziate sono due cose anche diverse, perché là ti danno, a parte che ti danno una buona uscita e ti danno la possibilità di inserirti di nuovo in quel mondo del lavoro a carico, diciamo, dei servizi locali di lavoro, di working. Ecco, perché tu vai in qualsiasi posto in Europa, c'è l'ufficio, diciamo, del lavoro, se tu perdi il tuo lavoro, tu magari hai lo stipendio, diciamo, minimo dato dalla parte dello Stato, lo sociale, però loro ti dicono, guarda, sei ingegnere, però guarda che se io ho bisogno nel frattempo di trovarti il tuo posto, devi venire a spazzare le strade. Vai a spazzare la strada, cioè non per sempre, vai per un periodo. Logicamente loro dicono, guarda, entro 2 o 3 mesi cerco di trovarti la tua equazione in base alla tua professione. Certo, ecco, certo. Quello che qua da noi non esiste, perché ti dico, non so, l'ho già detto l'altra volta, qua da noi a Trieste, un giorno mi ha chiamato Lisigno, mi ha detto che per aiutare una persona disabile, sto qua era iscritto addirittura nelle liste di collocamento degli invalidi, e l'hanno chiamato, e dove l'hanno mandato? L'hanno mandato a Ritasburghi per spazzare le strade, ma guardi che io sono invalido, il braccio destro non posso muoverlo, per dirti, cioè sono molto più umani fuori, cioè tu hai una tua caratteristica, una tua professione, oppure hai sei meno amato, hai qualche disabilità, loro ti tengono in considerazione, quello che qua da noi purtroppo questo non viene fatto, è tutto questo. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, intanto un buongiorno a Dino da Paima. Grazie. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che intanto che state tutte telefonate molto interessanti stamattina, perché i problemi sono stati molto variabili, però tutti quanti con un grande senso di preoccupazione. Però qua, scusami la battuta, la vacca è scampata già del tempo, l'Italia potremmo dire che è fallita già 20 anni fa su tutte le strategie industriali, ma strategie anche sociali. Però andiamo su oggi. Allora oggi, anche se voi non mettete la paga di 1.000 lire o 1.000 euro, ma il pomodoro mi costa 1.100, non ho risolto il mio problema. È proprio una situazione di catene negative che purtroppo porterà sempre a un problema di quel che riguarda il sociale. Però qua volevo dire una roba, Dino. No, io sono sindacalista, io ero sindacalista, sono sindacalista. Vabbè, ancora, insomma, te sta preoccupando delle situazioni sociali. Allora, quel che voglio dire, ognuno ha il suo ruolo in questo mondo, no? Perché tante volte mi vedo che tanti si parla, si fa demagogia, si fa naturalmente tante situazioni per fare confusione, per ipotizzare la pista alla gente. E faccio l'esempio uno, quando sta l'aumento ridicolo sulle pensioni, già che ne siamo sindacalisti di strada, direi di movimentare i pensionati, scusami la parola, a farli incazzare, perché quelli che è stato forse la presa per il culo più grossa che ha dato questo governo. Era meglio che non dava niente, perché questo vuol dire non avere tanto ciò per cui le persone, ma neanche il rispetto di quel che è, ok?
anzi mica fuori questo del popolo italiano. E questo era una di tante situazioni, va bene, già che qua si fa manifestazioni per tutto, per le guerre, tutto giusto, però quando perché invece gli italiani, a mio avviso, avremo un orgoglio sociale perché viviamo ogni giorno le nostre robe, certo mica si porta in piazza i pensionati, ma incazzai socialmente dire non so bene per cui, scusate delle mie parolacce, ma per essere chiaro e per essere, come so dire, diretto a quel che a mio riguardo è il problema. Vi ringrazio. Grazie Palma. Grazie Palma, e poi quello che ha detto non fa una grinza, e purtroppo è la verità, cioè la verità perché si vive giorno per giorno, le persone non è che si inventano le cose. Io dico sempre, quando parlo o faccio una notazione che non va bene a una parte o all'altra politica, la faccio perché io faccio il portavoce, perché tante persone mi dicono guarda è così, io non so, mi chiamano, guarda che l'attore medica non va bene questo e questo, vado su di persona, parlo e allora posso denunciare. È vero, è quello che ha detto anche Dino, cioè stando a contatto con la gente, con i pensionati, con la vita, vedi che le persone sono in grosse difficoltà. L'altra settimana, ti dico questo, andavo purtroppo al Maggiore, all'oncologia in secondo piano, tu dovevi vedere cose veramente allucinanti, niente da dire, i medici stupendi, bravi, perché devo fare una premessa. Passato il pronto soccorso a Trieste, sia medici, infermieri, sono eccezionali, sono veramente eccezionali, però le persone si sentono meno matte, perché allora ti racconto solo questo aneddoto, che è una cosa veramente triste. Una persona si ammala, viene operata, una cosa e l'altra, i risultati purtroppo non sono buoni, viene diagnosticato un grave problema, si confronta con i propri medici, una cosa e l'altra, si va anche a Bologna, al Sant'Orsola, perciò a Padova, e ti dicono guardi qua la cosa è grave. Allora questa signora qua fa la richiesta di poter usufruire di qualche aiuto, diciamo, da parte dell'INPS. Va in via Fernetto, commissione INPS, accertano l'inabilità al 100%, non è abile al lavoro, però siccome che superi i 20.050 euro non ha diritto a nessun aiuto finanziario, perché questa qua aveva bisogno magari di trovare la persona che gli vada a fare le pulizie in casa, perché non può muoversi, ha delle problematiche. Poi le cose che prende comporta dei disagi fisici, anche va a prendere, diciamo, può prendere altri organi, ti viene l'orticaria, ti viene altri malessere. Allora, dopo 4 mesi di malattia, gli viene raccomandata da parte dell'INPS che lo stipendio verrà diminuito del 50% perché il suo contratto nazionale del lavoro prevede 4 mesi di copertura. Cioè io dico, una che ha queste problematiche, che avrebbe bisogno di un supporto ancora in più, tu gli togli il 50%, ma anche se hai un contratto nazionale, e qua i sindacati, io li ho detto sempre tutti, per questo mi incavolo sempre anche con i sindacati, qua bisogna andare a cambiare questo programma, e ci sono tanti, se tu vai in oncologia, io ho visto ragazzi anche giovani, 30 anni, 40 anni. Certo. È una cosa, allora, e nessuno fa niente, tu quando organizzi qualche manifestazione, io ho fatto tante volte assieme anche agli altri sindacati, ti giri, sei in 20, 30 persone, ma domani può succedere a te. Zappador, dobbiamo andare in chiusura, quindi prima noi ci salutiamo, ma prima di chiudere, anzi chiudiamo, andando a vedere un servizio realizzato da Gianluca Paladin su un'ennesima truffa, quella del finto carabiniere, che purtroppo continuano a preoccupare la cittadinanza. Grazie Dino Zappador, dei pensionati. Grazie a te e a tutti i telespettatori. Prossimamente. Vi lascio il servizio, una buona giornata, ci vediamo domani mattina. La banda dei finti carabinieri ha colpito ancora, stavolta il bottino è eccellente, 30.000 euro in oro, ennesima truffa messa a segno a Trieste nel tardo pomeriggio di ieri, vittima una donna anziana che risiede in via Lucio Vero. Il modus operandi dei malintenzionati è sempre lo stesso,
2 uomini si sono presentati a casa della vittima, una donna non vedente. Di nuovo la tecnica della finta rapina. I sedicenti militari dell'Arma si sono fatti consegnare tutti i preziosi con la scusa di doverli comparare con quelli della finta rapina. Ottenuti i gioielli, i malviventi si sono dileguati. L'anziana donna ha sporto denuncia alla Polizia di Stato. Ma neanche 20 minuti prima c'era stato un altro tentativo di truffa, sempre ai danni di un'anziana, in via Verga. In quel frangente, però, la vittima designata si è accorta che qualcosa non andava e ha negato l'ingresso in casa ai malintenzionati. Sorge il sospetto che si tratti delle stesse persone che invece poi hanno messo a segno il colpo in via Lucio Vero. Anche in questo caso è intervenuta la Polizia di Stato. Solo pochi giorni fa la doppia truffa in via Mascagni e in via Rossetti, protagonista sempre la banda di finti militari dell'Arma che aveva raggirato 3 donne rubando contanti e gioielli. Indagini ancora in corso.